Ma è ancora peggio. La notte fatta per amare, ma per chi è solo come me. La notte fatta per soffrire e ricordare chi non c'è. La notte fatta per amare, me lo dicesti proprio tu, ma c'è un silenzio che fa male, adesso che non ci sei più. Un giorno fui felice, adesso piango per te. La notte fatta per amare, me lo dicesti proprio tu, ma c'è un silenzio che fa male, adesso che non ci sei più. La più bella cosa al mondo, credevo fossi amare solo te. Un giorno fui felice, adesso piango. Buongiorno, buongiorno, la notte è fatta per amare e anche per riflettere, soprattutto per quei sindaci che hanno una patata bollente in mano. Ne parleremo questa mattina con due sindaci. Sapete che io amo i sindaci del territorio, non tutti, sapete che la Mirella non li ama tutti, anzi qualcuno odia, ma però ne ho anche che veramente sto cercando di farli vedere, di farli parlare, perché sono gli unici che ascoltano i cittadini, l'unico riferimento per questo popolo allo sbando totale. Non ci sono più punti di riferimento, c'è un caos. Io ho un banco solidale, voi sapete, e so, poi sentite le telefonate che arrivano al mattino: dove vado, cosa faccio, non trovo niente, i diversamente giovani lasciati soli, i giovani veramente non hanno anche loro punti di riferimento. Sentiremo i sindaci, visto che arriveranno anche questi fondi del PNRR, come saranno destinati, perché loro hanno le idee chiare, forse sono gli unici che hanno le idee chiare di quello che serve nel territorio. Allora vi presento subito gli ospiti graditi. Abbiamo in presenza Nicola Fantuzzi, in presenza nel senso si collega, ma è in presenza, sindaco di San Polo di Piave, primo mandato Fratelli d'Italia. Buongiorno sindaco, grazie di aver accettato l'invito. Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti i telespettatori. E poi abbiamo anche un ospite graditissimo per la Mirella, che è Dio ti salvi Perì, presidente Associazione Imprenditori Piave 2000, perché trovo che questo imprenditore, dalle idee geniali, sta cercando di portare avanti la storia del nostro territorio. Una storia che pochi conoscono,
una storia complessa, ma una storia viva e che vive ancora adesso, perché veramente ci si può mettere in rete tra sindaci e aiutare questo imprenditore che sta cercando di far capire come si lavorava, cosa si faceva una volta, anche su problemi veramente importanti, sto parlando di siccità, di acqua, del territorio, di fiumi, e quello che si può fare adesso, proprio ricordando la storia. Allora, sentiamo, Dio ti salvi Perin, grazie di essere qui. Presidente, allora, cosa ci racconta questa mattina, visto che ha due sindaci, abbiamo anche il sindaco di Spresiano, Marco Dalla Pietra, secondo mandato Fratelli d'Italia. Allora, cosa vuole dire intanto a questi due sindaci che sono del territorio e specialmente questo fiume Piave ha qualcosa in comune? Grazie Mirella dell'invito e quindi buongiorno a tutti i telespettatori. Sono tante cose sul piatto e quindi adesso non so se riesco a sbrigare un po' questo bandolo a matassa, perché le cose sono tante, sono semplici, però se non ci si incontra c'è poco da fare, insomma. Qui abbiamo parlato per esempio tempo fa del Piave, questa piantina trovata su una soffitta qui del dirigente del Genio Civile di Treviso, una mappa fatta nel tempo della Repubblica Veneta. Ecco, io dopo qui se ho il sindaco di Spresiano è il primo che la dono, questa qua è una piantina che già al suo tempo io l'avevo donata, che ero un consigliere alla biblioteca del Piave, è una cartina lunga 6 metri, adesso l'ho ridotta facendo la riproduzione a 4 metri. Quindi che l'abbiamo già vista proprio qui in questo studio. E quindi pongo questa cosa perché ha dei tratti molto importanti, non solo il Piave che si vede di 6 metri, ma anche i punti critici di rottura del Piave e il paesaggio attorno molto dettagliato, insomma. Ecco, quindi questa qui io a tutti i sindaci, dalla sorgente alla foce, la dono ai comuni e chi vuole esporla in biblioteca o nella sala comunale, perché la ritengo veramente una cosa molto importante per se arriva delle prossime piene, quindi è da analizzare il territorio molto bene. Ecco, questo è un punto, perché questa è la situazione che quando viene giù una piena, ecco qui abbiamo delle zone appunto alluvionate, resteremo alluvionate se il Piave rompe in qualche punto, resteremo alluvionati da San Donà al mare. Questa è la situazione. Per salvarci da questa situazione abbiamo queste pompe che ho ricevuto questo libro dal consorzio di bonifica, i grossi motori diesel appunto che pompano fuori l'acqua, adesso vengono modificati con dei motori elettrici e inverter, e questa è la collaborazione che abbiamo col consorzio di bonifica di San Donà di Piave e Porto Luare, quindi questa è l'importanza di seguire tutta questa situazione per capire dove possono esserci i problemi. Quindi c'è appunto l'autorità idrauliche, quindi del Genio Civile ai consorzi di bonifica, che tengono controllo sotto questa cosa, però il fiume oggi è ridotto, praticamente abbandonato a se stesso, e quindi siamo in grosso pericolo se non si interviene subito a fare i lavori di rettifica, manutenzione e i serbatoi di laminazione. Ecco, questa è purtroppo la situazione. Allora, Sindaco Fantuzzi, cosa ne pensa e come commenta queste parole molto importanti, queste idee, e anche con le idee chiare di quello che si può fare, come dicevo prima, ricordando la storia e quello che si è fatto e dove intervenire. Prego, Sindaco. Sì, sicuramente il Piave è croce e delizia, no, per i nostri territori. Noi siamo razza Piave, come si dice, no? Quindi il Piave scorre proprio all'interno delle nostre vene. Il problema del pericolo che il Piave può far correre i nostri territori in caso di piene è un problema reale. L'abbiamo vissuto l'ultima volta nel 2018 in maniera importante e dobbiamo cercare di fare tutto il possibile affinché ulteriori piene che possano verificarsi non vadano a inficiare poi il territorio in maniera importante. Come ha detto giustamente, sicuramente la manutenzione è un punto importante e sicuramente anche i bacini di laminazione. Purtroppo non possiamo più aspettare, ci sono territori che davvero sono fortemente a rischio e non dobbiamo tergiversare, ecco, su questi aspetti. Sicuramente anche rispetto a una volta c'è anche un problema riguardo alle manutenzioni dettato dal fatto che una volta si poteva andare a pulire l'alveo dei fiumi senza grossi problemi, invece oggi
quando togli un ramo sei quasi perseguitato, e quindi chiaramente anche le persone che magari in maniera volontaria potevano andare a fare delle pulizie, a togliere dei rami eccetera, oggi invece non sono più motivati, ecco, per andare a fare questo tipo di azione, e di conseguenza è tutto in carico agli enti statali, che cercano in qualche maniera di fare il possibile sulle manutenzioni, ma i fondi purtroppo sono sempre pochi. Sindaco, mi Dal punto di scusi, ma vista- non è sì. che forse abbiamo troppi enti? Cioè, una volta con poco si faceva tanto, adesso con tanto non si fa più niente. Nel senso, io ho i consorzi che vengono ospiti, tutti quanti fanno tutto, perfetto, ma una cosa incredibile. Poi arrivano le telefonate che dicono, ma veramente vicino a casa mia non è mica proprio così, eh? Oltretutto questi consorzi sono anche pagati da noi, non è che siano gratuiti. Il problema è che non c'è trasparenza, nel senso che noi dovremmo anche sapere cosa fanno, dove intervengono, quando intervengono, perché giustamente, come dice Dio ti salvi Perin, le cose non sono mai chiare. Noi vediamo questi fiumi sommersi di erbacee, di platee, con la siccità si vedeva di tutto e di più. Io non mi sembra di aver visto squadre che pulivano, ed era un momento ideale per pulire i fiumi. Allora, questi consorzi, quanti sono? Chi sono e cosa fanno? Allora, una parte a lei, poi una parte anche al sindaco della Pietra. Prego. Sì, sicuramente le careghe si sono moltiplicate nel tempo, questo bisogna dirlo. Purtroppo, ecco, diciamo che si erano create delle divisioni per competenza, sostanzialmente il Genio Civile si occupa dei corpi idrici principali, il Consorzio di Bonifica si occupa dei corpi idrici minori, e poi in carico ai comuni invece la rete comunale, quella diciamo più piccola. Il problema è proprio questo, che poi questi enti a volte c'è un po', mi viene da dire quasi di scaricabarile, anche se magari non è il termine corretto, però c'è un po' di incertezza su chi deve intervenire e in che situazione. Ecco, sicuramente comunque per quanto riguarda il fiume Piave, è il Genio Civile che fa da padrone. Sentiamo cosa dice anche Dio ti salvi per il merito di consorzi, enti. Sì, ma scherziamo a parlare di competenze e questo qua. C'è una responsabilità, ci sono delle leggi da rispettare. Noi ci siamo battuti dopo la confusione che è successo con gli alpini famosi degli anni 90 che sono stati multati a Belluno perché andavano a tagliare le piante sul Piave. Noi abbiamo, con l'ingegnere Del Secco, che abbiamo fatto parecchi libri di documentazione, abbiamo trovato che era il Regio Decreto del 1904 che vieta assolutamente che ci sia una pianta sul Piave, e quindi ci siamo battuti con quello e il caso si è risolto. Quindi ci sono delle leggi da rispettare, sindaco, non si può dire così. I morti, chi va a risanare questa situazione se succedono appunto incidenti? Lei deve pensare che se il Piave rompe, dove ci sono le arginature Repubblica Serenissima, da Nervesa Battaglia col Fosco al mare, quindi in destra e sinistra Piave, rimaniamo tutti alluvionati. Oggi se viene giù una piena di 5.000 metri cubi al secondo, questa è la situazione, e dopo ci battiamo per i serbatoi di eliminazione, no? Perché c'è la rosetta del Piave da salvaguardare, ma no, io dico è un crimine questo, perché se tutti quelli a valle, i sindaci a valle, da Nervesa col Fosco al mare, destra e sinistra Piave, ti lanciano la mano perché sono dentro alluvionati e dentro nel mare e ti chiedono salvami, salvami, e voi ve ne fregate, allora il discorso qui non... Ma non è che anche loro abbiano un po' le mani legate? Ma io sono d'accordissimo col signor Perin, anche perché io sono in una zona tra virgolette a sud, quindi assolutamente sono pienamente d'accordo con la lettura che ha fatto il signor Perin. Ma allora se esistono queste leggi perché non vengono applicate, voglio dire, quindi questa è una situazione, perché noi abbiamo girato tutta questa giostra da tutte le autorità che gestiscono il Piave, dall'autorità di bacino, quindi siamo andati a Roma, ci siamo battuti, abbiamo scoperto tutti i meccanismi, abbiamo protestato davanti al magistrato delle acque di Treviso, abbiamo fatto delle proteste dure che ci hanno mandato i carabinieri, noi abbiamo iniziato a tagliare delle piante secche a Nervesa per fare una festa, e lì gli ambientalisti ci hanno mandato la Guardia di Finanza con i cani, con i mitra, ecco, qui abbiamo le foto al tempo, no, che ha ripreso anche Lucio Zanato qui di Antenna 3, e lo ringrazio.
Questa è la situazione, ma oggi cosa ci vuole? Lei dice i soldi, non servono soldi, perché automaticamente quando tu esporti la sabbia praticamente ricevi il compenso abbondante, perché invece di fare le cave sterminate nella Marca Trevigiana bastava prendere la sabbia nel piave, basta livellare. Noi vediamo, se lei va a Belluno in alcuni posti, il Genio Civile fa dei lavori assurdi, sta consolidando le arginature su alcuni tratti di strada che vedete passando, ma non serve, basta tirare via il materiale che è dentro, è tutta una farsa. Quindi solo fare spese per dire guarda che stiamo lavorando è una farsa. Perché stiamo lavorando per voi, i cartelli che vediamo, bisogna proprio vedere se... Ma forse, sa cosa, Sindaco, dico io, che forse a Roma invece di tanti avvocati e commercialisti, se ci fosse qualche imprenditore in più, qualche ambientalista in più, perché io sono convinta che bisogna fare squadra, indipendentemente dalla visione politica che uno ha. Noi abbiamo bisogno di competenze, di persone che sanno quando parlano e che dicono, perché tutti parlano, ma poi io vorrei capire cosa sanno, perché te la vendono, siccome il miglior politico è quello che parla meglio di tutti, che ha una dialettica speciale, non c'è niente da... poi non fa niente, ma la dialettica è quella vincente. Noi saremo anche stanchi perché, come dice anche Dio ti salvi Perin, poi che ne paga le conseguenze è la popolazione, specialmente le fragilità, è quello che preoccupa. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, intanto guardate che foto che ha portato Dio ti salvi Perin, guardate una volta come lavoravano, guardatela bene questa foto. Prego Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Conosco molto bene Piave, San Polo e Piave, andavo mai al Gambino 60 anni fa, e un gran plauso a questo sindaco qua che era il quadro in mano, per il fatto che mi cavare le parole dalla bocca, senza falcare in giro. Cadè il Piave, no? Cadè il Piave, c'ha quei soldi e lo mette al posto. E in più, è il Piave che va curando le ore che conosce i difetti, conosce dove che va a finire, conosce dove che va i bugi, dove che bisogna fare. Bisogna lasciare chi che vive e che ha a manutenzione queste robe, che faccia loro, i suoi sindaci, e loro, il mandamento ci ho posto, loro sa benissimo perché chi vive E allora, bisogna non fare ostracismi, giustamente, toccati, no, se vanno a farla sta roba, perché è importantissima. Se in zona piena come il 64, va bene, che dal Brenta al Piave che ha fatto moneta e tutto, è capitalia tutto, è un pericolo. Da ragione il sindaco, bisogna che se andare loro, chi gli dà i soldi e autorizzazione e la possibilità di mettere sul posto loro, perché vive ora. E ora il sacco come che funziona, dove che va, metà da ridere, cavare un albero e sapere molto agli alpini, e è una vergogna. In montagna il ha fatto 10 chilometri di piste da sci, se gana qualche d'un, il ha fatto laghetti in montagna, per recuperare l'acqua, per fare la neve quando che non è così. È un Piave che è un fiume sacro per la patria, un fiume che è riconosciuto nel mondo intero. Bisogna curarlo e volerlo bene. Grazie Rinaldo, andiamo avanti, sino oggi un libro anche questa mattina e abbiamo anche il sindaco della Pietra che deve entrare. Allora, queste immagini fanno anche vedere, sindaco Fantuzzi, come si diceva prima, con poco facevano tanto. Il lavoro intanto incredibilmente impegnativo, gravoso, faticoso, carioia e pae e vai. Sicuramente l'obesità non c'era una volta, visto come lavoravano, ecco, bisogna dirlo, ma soprattutto l'amore per il territorio. Ecco, non dimentichiamoci l'amore per il territorio. Questo si sapeva quello che doveva fare, o sbaglio, sindaco Fantuzzi? No, esatto, difatti oggi siamo tanto burocrati purtroppo, basti pensare appunto solo alla questione delle casse di espansione che siamo dovuti finire al TAR per avere i giudici che danno ragione a un progetto di salvaguardia del territorio. Cioè, è davvero una situazione paradossale, quando una volta, senza tanto chiacchierare, si arrivava al dunque in maniera molto concreta e si portava a casa i risultati. Guarda caso, anche a livello proprio anche di opere, di strutture, in Italia abbiamo un sacco di patrimonio storico che è ancora in piedi e non avevano i mezzi che abbiamo oggi per poter costruire. Questo testimonia il fatto che come si lavorava una volta
era un lavoro magari meno studiato, ma di tanto buonsenso e tanta concretezza, e la stessa cosa va fatta e va portata avanti anche per quanto riguarda le manutenzioni sui grandi fiumi. Allora, Dio ti salvi Perin, come vuole commentare? Poi lasciamo il posto anche al sindaco Dalla Pietra, prego. Ecco, volevo precisare che questa foto non è nel Piave, nell'alveo del Piave, sono tutti quei canali fatti che partite praticamente da Rovigo fino a Monfalcone, che trovate ogni tanto quelle centraline che vedete, quelle case un po' strane fatte nel periodo fascista, dove ci sono le pompe, e ci sono tutti questi canali lunghi centinaia di chilometri, se facciamo il conto di tutte quante, che cercano di portare l'acqua fuori appunto in mare, perché tutta la zona del nostro basso Piave e degli altri fiumi, Tagliamento e quant'altro, sono più bassi di 2-3 metri, quindi se l'acqua esce prima, 50 km prima, si insacca tutta là e rimane per mesi e mesi, rimaniamo alluvionati. I nostri avi hanno scavato tutti questi canali che voi vedete ogni tanto andando al mare, attraversate dei canali grandi, e sono questi fatti tutti dall'uomo. Quindi qua migliaia di persone hanno scavato tutti questi canali per salvarci. Ecco, questo dobbiamo pensare. E alla sera, quando andavano a dormire sulle stalle o in posti di fortuna eccetera, la ruota della carriola se la caricavano a spalle e se la portavano a casa, perché se gli rubavano la ruota il giorno dopo si trovavano senza la carriola. Ecco, questo è un po' il fatto. Noi abbiamo tutti questi attrezzi, tipi di badili fatti in legno speciali, appunto queste carriole, tutta un'attrezzatura preparata apposta, disegni, progetti, pompe, motori a vapore e quant'altro. E questa è un po' la situazione che era fatta al tempo, insomma. Quindi non dobbiamo pensare oggi che è facile risolvere il problema nella situazione che siamo. Secondo me bisognerebbe chiamare l'esercito, è importante portare fuori tutto il materiale che impedisce il normale deflusso dell'acqua, che l'acqua defluisca intanto quei 3.000 metri cubi al secondo, e il resto va fuori, signori miei, c'è poco da fare. Quindi se non si fa i serbatoi, quei serbatoi progettati a Ciano e Montello, una roba piccola, non è un granché, ma cominciamo intanto a fare la manutenzione, tira fuori tutte le ghiaie che sono nei bacini montani, da Busche al Cadore, eccetera, se no non c'è niente da fare. Qui noi dobbiamo decretare che saremo tutti purtroppo alluvionati. Allora, Sindaco Fantuzzi, anche a lei arriverà questa piantina, ecco, vi metterete d'accordo, se lei mi permette darò il numero a certo, Dio ti salvi Perin per avere anche lei questa piantina, perché la trovo veramente una cosa preziosa da esporre nei municipi. Approfitto che c'è il sindaco, perché io facevo parte della commissione scientifica della biblioteca del Piave, e questa piantina l'ho donata ancora anni fa perché venga esposta lì nella sala convegni. Esatto. E le chiedo se è ancora esposta o se l'hanno buttata via per caso. Questa vorrei sapere almeno, visto che non ho più rapporti con alcuni elementi di quella scuola lì che vuole salvare la Rosetta eccetera. Allora, Sindaco Dalla Pietra, venga anche lei qui, ecco, prima di fare il cambio in diretta, venga, che così facciamo la consegna della piantina in diretta, poi andiamo in pubblicità. Prego, venga qui alle spalle, Sindaco. Iniziate che ho fili in giro. No, tranquillo, anche se Gaffini, non importa. No, che prendo anche... Ecco qua in diretta, no, sta sentarsi, no, non si vede niente, Perin, bravo, ok. Io dove mi metto? Ecco, qui in mezzo, in tra mezzo, la Mirella. io vengo in mezzo. Ok, ecco, aspetta che non faccio danni. Ecco. Buongiorno a tutti. Facciamo solo la consegna veloce della piantina da parte di Dio ti salvi Perin, l'imprenditore. Grazie, questa verrà incorniciata e verrà una cornice di 4 metri, bisogna che faccia. Allora, pubblicità. Allora, siamo col sindaco Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, secondo mandato Fratelli d'Italia, come il collega Nicola Fantuzzi, che è sindaco di San Polo di Piave. Allora, questi regali, non è un regalo, è la storia che viene conosciuta. Chissà magari nelle scuole quanti ragazzi saranno interessati magari a capire, a leggere, a vedere. Perché io sono convinta che queste cose li intrigano, solo che non sanno dove sono. Ecco, lei cosa farà con questa piantina, sindaco Della Pietra?
Adesso, intanto buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori e grazie per l'invito, che è sempre un piacere venire qua da te. No, bisogna vedere se riesco a incorniciarla in qualche maniera, a fare qualcosa, perché oggettivamente 4 metri, però vediamo. E pensavo di esporla in comune. Spesso noi facciamo venire delle scolaresche che magari fanno delle progettualità in ordine anche alla conoscenza di quella che è non solo la macchina amministrativa, ma proprio gli uffici comunali, quindi vengono a vedere come funziona un comune e a conclusione solitamente del loro giro in comune vengono in sala a consigliare a fare 2 chiacchiere con il sindaco e si parla del più e del meno. Potrebbe essere una buonissima occasione per far conoscere un qualcosa che di fatto loro hanno dentro di loro, perché come diceva giustamente prima Nicola, noi siamo razza Piave e questa cosa qua non ce la togli mica, che sia destra o sinistra, ma la razza Piave ce l'abbiamo dentro. Ma a parte la razza Piave, io sono convinta che è una cosa che intriga i ragazzi, perché loro quando vengono intervistati o quando vediamo determinate azioni che fanno, che è per l'ambiente, loro ci sono, rispondono, ma da piccoli, da bambini. Forse bisogna proprio con queste cose farli conoscere, portarli, fargli vedere la storia, prima fargli vedere la mappa, poi portarli nel territorio. Cosa dice Fantuzzi? Sono pienamente d'accordo, difatti anche noi abbiamo una grossa risposta da parte dei ragazzi quando li coinvolgiamo su iniziative di carattere ambientale, esempio raccolte ecologiche che andiamo a fare nel territorio, piuttosto che anche sensibilizzazione. Ad esempio adesso il tema anche del risparmio dell'acqua è stato uno dei temi più discussi nelle scuole negli ultimi tempi. Sicuramente loro sono appassionati anche dalla storia che coinvolge il loro territorio. Noi infatti ho chiesto al nostro gruppo sia alpini che anche bersaglieri di poter fare degli incontri, di ricostruire la storia delle battaglie che ci sono state lungo il Piave, soprattutto nei pressi dei nostri territori, quindi Roncadelle, Cima d'Olmo, Macerata, proprio perché è giusto che i ragazzi siano consapevoli di cosa è successo proprio lì dove magari loro abitano o a pochi metri o chilometri da dove è la loro casa. E secondo me sono molto partecipi in questo tipo di iniziative e li vedo anche molto curiosi soprattutto. Allora andiamo a sentire la nostra Giusy, poi cambiamo argomento. Vai Giusy! Buongiorno a tutti, volevo fare i complimenti al dottor Perin perché l'ho sentito su un'altra trasmissione che lei ha contribuito con i suoi generatori sulla nave Costa Concordia. È vero, dottor Perin, perché mi sembra che ci abbia spiegato così un'altra trasmissione. Comunque le faccio i complimenti e non sta ad andare in pensione, anche io. Grazie, buongiorno. Grazie Giusy. Sì, Dio ti salvi, perché è conosciuto nel mondo, non solo in Italia e in Europa, ecco, con i generatori, con questa grande industria che lui ha. Ma avete sentito, ecco, la pacatezza, ma soprattutto l'umiltà di questi imprenditori. Questi sono i nostri capitani di industria, non dimenticatelo, questi, così come li vedete. Allora, sindaco della Pietra, lei cosa dice? Ecco, i giovani, coinvolgerli, fargli conoscere, lei metterà questa piantina, anche perché sono convinta che ce la farà, ma soprattutto coinvolgere gli altri sindaci, fare squadra, fare rete per una cosa che interessa tutto il territorio, non solo una parte. Ecco, lei farà da coordinatore. Ho chiesto al sindaco di Spresiano della Pietra se farà da coordinatore con gli altri sindaci per portare avanti questa preziosa opera che hanno fatto i nostri nonni, i nostri avi. Guardate come lavoravano, dobbiamo ricordarle queste storie, altro che dobbiamo ricordarle, altro che adesso si lamentano, guardate come lavoravano. Prego, sindaco della Pietra. No, mi piace questa investitura da parte tua, ormai io mi fido, no? Io ho bisogno di persone... Allora, ho la fortuna di avere Nicola qui, con il quale, oltre a condividere gli ideali politici, abbiamo anche un bellissimo rapporto di amicizia e ci stimiamo a vicenda, per cui qui non si tratta di coordinare, si tratta semplicemente di trovarsi e quindi di mandare magari un messaggino WhatsApp, e poi sono sicuro che la cosa andrà avanti tranquillamente senza bisogno di assumere ruoli. Noi sindaci dei comuni rivieraschi davvero ci teniamo tanto alla nostra Piave e a tutto quello che gira intorno al fiume. È chiaro che bisognerebbe avere una gestione omogenea,
pur essendo il territorio del Piave eterogeneo, perché ricordiamo che non tutti i tratti sono gli stessi, quindi ci sono tratti che hanno problemi e tratti che ne hanno meno o ne hanno diversi, però bisognerebbe che la gestione anche delle manutenzioni fosse in capo a un solo ente, cosa che invece non è. Per cui ecco, bisognerebbe cominciare a ragionare in questi termini intanto. Poi noi sindaci, guardate che siamo disposti a fare tutto e siamo disposti a ragionare su tutto, al netto di casse di espansione, al netto di pulizia, al netto di tutto. Noi quello che serve fare per il nostro territorio e per preservare il nostro territorio da eventuali problematiche gravi, perché vero il 2018 l'ultima alluvione, ma io a Spresiano l'altro giorno col maltempo e proprio la zona delle Grave del Piave e dei Calessani, quindi la zona appena diciamo quella che lambisce il fiume, hanno avuto dei danni incredibili, quindi anche modulare quelli che sono gli interventi in base a un clima che sta cambiando, quindi non è più quello di 40, 50, 60 anni fa. Non sai cosa può capitare anche quando arriva un temporale. Assolutamente no. Sì. E comunque bisogna sempre coinvolgere la gente del luogo. L'ho sentito dire prima ed è sacrosanto, perché non può venirmi, con tutta la stima che ho io dell'ingegnere di Caltanissetta, perché assolutamente non vuole essere un discorso di latitudini, però permettetemi, se uno è nato sul Piave e lavora sul Piave, qualcosa impide magari che uno il Piave, so che ha visto su un libro, lo sa. Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. La filosofia è sempre quella, sia in questo caso sia in tutti gli altri casi. Non è che non si voglia decidere. La filosofia è decidere di non decidere. Ecco, sempre quella che sia a repentaglio la vita, la tranquillità di tutti, eccetera. Questa sarà sempre la linea che verrà portata avanti sempre. Decidere di non decidere. Basta, questa è la realtà. Vi saluto. Grande Livio, sono d'accordo con te. Passiamo il cerino, adesso lo passo continuamente, poi ritorna anche il cerino a noi che dobbiamo pagare servizi che non abbiamo. Non c'è trasparenza su cosa paghiamo, quanto paghiamo e dove paghiamo, il perché. Il territorio di tutti, si spiegamelo. Allora, Sindaco Fantuzzi, io vi ho invitato perché siete l'unico riferimento, come ho detto prima, dei cittadini. Le province non si sa bene cosa siano, per fortuna che il prossimo anno andremo a votare, speriamo che almeno le preferenze ci si ride, ma mi sono così contenta che io non ho idea, e soprattutto capire dove si vuole andare a parare, perché il cittadino ha le idee chiare, voi ne siete una testimonianza. Se un sindaco lavora bene, semina bene, viene rieletto, perché i cittadini lo riconfermano. Se lavora male, va a casa immediatamente, non fa di sicuro il secondo mandato. Treviso ne è una testimonianza che abbiamo avuto. Perciò quello che io chiedo alla politica, voi fate parte di veramente un partito importantissimo con una donna al timone che ha anche le idee chiare, ha degli amici di merenda che forse è difficile per lei anche a farli mangiare nello stesso piatto, però lei ci prova, ma è molto difficile perché siccome ci sono dei caimani, nel vero senso della parola, il tranello è dietro l'angolo, ma noi abbiamo bisogno di competenze, di servizi, di persone preparate. Noi abbiamo bisogno di capire come dare i servizi e quali servizi con i soldi che arrivano dalle regioni, perché è là che il governo passa alle regioni e poi le regioni li dà a voi se arrivano. Però non è possibile che noi continuiamo a vedere cose che a noi non interessano, mentre abbiamo bisogno di servizi concreti. Prego, Sindaco Fantuzzi. Sì, mi collego anche un po' al discorso che faceva giustamente Marco prima. Su tutte le questioni ci vuole la competenza e ci vuole la conoscenza della materia, che sia appunto riguardo a una conoscenza del territorio specifica, quindi appunto come funziona il Piave, piuttosto che altre situazioni. Anche per la politica vale questo. Fare i sindaci è una grande palestra di politica, ma soprattutto per una questione, perché sei lì e per ascoltare i cittadini. Tu sei la prima persona, la prima interfaccia politica che ha un territorio e giustamente il cittadino viene da te e chiede delle risposte. E quindi ecco, tu questa esperienza che ti crei appunto a contatto con la gente, poi puoi portarla anche a livelli superiori. Il problema vero è che tante volte questo tipo di collegamento si interrompe per qualsivoglia motivo. Penso che lo sappiamo tutti
forse quali sono i veri motivi, che forse tante volte la concretezza non fa parte di quello che è il meccanismo politico. Le cose troppo concrete, troppo vere, che sono troppo vicine alla gente, forse ogni tanto sono scomode, e questo purtroppo crea un po' di scollamento, no? Tra la politica romana magari e la politica invece territoriale. Ecco, il nostro compito è quello di fare il più possibile per cucire queste due situazioni, perché il territorio lo viviamo noi e siamo noi appunto che dobbiamo dare le prime risposte ai cittadini. Dall'altra parte i cittadini che chiedono a noi determinate cose dobbiamo riuscire a portarle agli organi superiori per poter far sì che queste cose vengano risolte e portate avanti. Sicuramente il nostro Premier oggi sta facendo un grande lavoro soprattutto di credibilità, e io devo davvero dare grande atto di stima a Giorgia Meloni per come sta conducendo questa sua avventura di governo. È vero, ogni tanto i compagni non sono sempre come dire dritti, no? Però diciamo che lei sta avendo un comportamento e una guida che penso che per i prossimi anni l'Italia avrà un ruolo davvero importante, non solo appunto a livello nazionale ma anche internazionale. Abbiamo Nadia in linea, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai due sindaci. Il sindaco della Pietra l'ho visto nel barcone della discesa del Sile. Era il capitano. No, dai no. Comunque, sindaco, io devo tirare le orecchie a Mario Conte e anche la sindaca Cendron, perché io abito ai confini proprio, c'è la strada che divide il comune di Silea e il comune di Treviso. Comunque, 40 anni, sindaco, che aspetto 3 punti luce, no tanti, 3 punti luce. E i sindaci precedenti, perché il comune è no tocca Treviso, è no tocca Silea, e il parone di tanti, cande tanti paroni, muore da fame. Perché non so quante volte ho chiesto a Silea, quando c'era Carnio, quando c'era Piazza, e conosco tutti, e anche Treviso, ma non ho nessuna risposta. E anche la nostra zona non è servita né dal gas, acquedotto, gas appunto, e questa luce siamo serviti solo immondizie e me le pago. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia. Nadia, ma abbiamo la banda larga, cioè la banda larga, c'è robe importanti. Allora hai fatto bene a ricordarlo, perché sono servizi ai cittadini che dovrebbero essere dati con delle risposte ben precise, promesse non mantenute. Questo fa molto male, ha ragione Nadia. Ma quello che ha detto sia il sindaco della Pietra che ha detto anche il sindaco Fantuzzi è questa burocrazia, questo passare il cerino, tocca a te, tocca a me, tocca, intanto il cittadino aspetta, paga, servizi che non ha. Prego sindaco della Pietra. Della Pietra Nadia, se no mi tira i recce. No, della Pietra. È valido lo stesso sulla scheda, anche se si mette Dalla perché è riconoscibile. Scusate la battuta. No, allora io credo che la cosa da non fare sia quella di fare le promesse, perché di fatto può anche essere che ci siano delle difficoltà. Io adesso non conosco il caso concreto, ma conosco i miei due colleghi e so che farebbero qualunque cosa pur di accontentare i propri cittadini. Quindi su questo posso essere certo. È chiaro che vi sono talvolta delle problematiche che non permettono magari di fare l'intervento subito o non permettono proprio di farlo in certi momenti. Quindi la cosa più bella che può fare un sindaco, che è la cosa anche più dura, perché dire de no è tanto più difficile che dire de sì, no? È dire tranquillamente: signori, guardate, è una cosa che magari possiamo pensare di fare, vediamo se riusciamo a farla, ma ora come ora non si può farla, perché un conto è dire no, faccio un po' o faccio domani,
un conto è che passino 40 anni, quindi se 40 anni fa le è stato detto viene fatto. Poi invece per quanto riguarda i servizi, anche qua è brutta essere duri, però io, cosa volete? Mi hanno insegnato a essere onesto, quindi dico le cose come sono. Ci sono zone e zone anche di un paese. A me capita magari con le piste ciclabili. Spergiano è abbastanza servita dalle piste ciclabili, però non sempre riesce ad arrivare ovunque. Vi sono magari delle zone, le zone che magari più vicine al Piave, che sono un po' più periferiche, e non è che uno dice, sai, faccio una pista ciclabile lì, le fa magari nel circuito urbano e lì se si riesce si fanno, altrimenti si fa fatica. Allora magari c'è chi ha comprato 30 anni fa, che era la coppia giovane di 30 anni fa, non aveva figlio, non gli interessava, magari ha pagato anche meno il terreno e tutto, perché è così, non è che lo dica perché... No, ma è così. E quindi quando tu paghi un terreno e lo paghi 100 e paghi il terreno e lo paghi 30, vuol dire che in quei 100 sono ricompresi anche dei servizi che in quello dove paghi 30 non ci sono. Abbiamo Lina da Valdagno, sindaco, scusi se non mi cade la linea, vai Lina. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Grazie di esserci, per quello te lo dico sempre, e grazie alla trasmissione Rete Veneta. Grazie. Guarda, io ti dico una cosa solo Mirella, noi abbiamo l'agno che passa di qua. Anni fa gli alpini pulivano tutto l'agno, che parte da Raquaro e va giù a Trissino di là. Comunque, adesso sono 6 o 7 anni, non so, non le permettono più agli alpini di andare a pulire. Io sono passata 15 giorni fa che è venuta a prendere mia sorella, ti dico, guarda, sono cose pazzesche, è non lo so neanche io, ci sono piante, c'è di tutto, pensa che questo parte da Ravoltolon, lo chiamiamo noi qua, che è sopra Raquaro, non so tu se sai, comunque, se viene una piena, guarda, Trissino è sotto acqua completamente. Io dico, ma perché gli alpini facevano questo gratuitamente? Perché io avevo il mio cognato che andava e ha detto non ci lasciano più tagliare la legna, la portavano a casa tutti, lavoravano tutti gli alpini, facevano tutto gratis, portavano via la legna e pulivano il fiume. Adesso non le permettono più? No, adesso sono già 5 o 6 anni. E perché queste cose? Perché ma i soldi li vogliono, perché guarda, io sto pagando la Berica, che sono pochi, non dico 23 euro, ma dico, la Berica che cos'è? Sono quelli che dovevano pulire le valli, quelle cose lì. Io non ce l'ho una valle che passa vicino, comunque non ha importanza. Soldi vogliono, ma le pulizie non li lasciano fare neanche a quelli che lo fanno volontariamente. Grazie Mirella e buongiorno ai tuoi sindaci. E grazie di esserci, grazie. Grazie a te Lina, infatti quello che dice Lina è quello che ho detto all'inizio, noi vorremmo più trasparenza, non è questione della quantità che paghi, della cifra che paghi, è cosa fanno con quella cifra assieme alle altre cifre, ogni anno, ogni 6 mesi dove sono intervenuti, cosa hanno fatto. Io non riesco a capire perché non possiamo mai sapere quello che paghiamo, ecco, perché è quello che noi paghiamo. Cosa dice il sindaco della Pietra? Ecco, più trasparenza. Io li invito anche in trasmissione, ma è una tragedia farli arrivare. Se arrivano naturalmente dicono che loro fanno di tutto e di più, che sono tutti a posto, e poi arrivano le telefonate della Lina e della Giovanna e di Maria. Prego. Correttissimo. Io credo che nel momento in cui raggiungeremo davvero la trasparenza, perché se ne parla tanto di questa trasparenza, ma in realtà è una trasparenza un po' offuscata, credo che tante cose saranno chiare e i cittadini poi ora sono molto più accorti rispetto a un tempo, perché una volta che c'era il paga e tasi, adesso invece che pago, fammi vedere perché. E c'è chi effettivamente viene messo in imbarazzo da queste richieste, e nel momento in cui tu vieni messo in imbarazzo vuol dire che qualcosa da nascondere ce l'hai. Io credo che sia assolutamente corretto che sia mostrato a tutti come vengono spesi i soldi che si incamerano. I comuni lo fanno, io ho tantissimi cittadini che vengono anche in ufficio da me, magari ci facciamo una bella chiacchierata con i conti, credo che sia corretto, perché non devo sapere come vengono spesi i miei soldi. Lei poi ha fatto una battaglia, mi ricordo, con una partecipata, uno dei pochi che ha avuto il coraggio di andare contro a Volia, contro, però l'ha vinta mi sembra. In teoria poi dopo è come quando si va a elezioni, vincono tutti, no? Poi dopo magari vai a leggere le sentenze e quando vedi che uno viene condannato a pagare le spese legali, magari ecco tanto vinto non ha,
no? Però questi sono dettagli e lo dico proprio, non ho bisogno di togliermi nessun sassolino alla scarpa. Io sono convinto che la scelta sia stata quella giusta, ma sono altrettanto convinto che adesso con il nuovo CDA della holding, e ho partecipato dopo anni a un'assemblea di holding, tra l'altro con Nicola, e abbiamo battagliato, ecco, mi auguro, ecco, anzi sono convinto che ci sarà un cambio. Spiace perché questo cambio secondo me arriva un po' tardi, quando la società è un filo compromessa. Però ecco, si può ancora salvare, non è un... Bisogna battagliare, bisogna essere uniti. Bisogna battagliare, bisogna lavorare bene e bisogna anche, soprattutto, evitare di sperperare soldi pubblici per azioni legali e consulenze legali che di fatto non portano a niente, magari anche a perdere le battaglie. E quindi, non pochi soldi pubblici sprecati purtroppo, anche perché queste persone sono stipendiate anche molto bene. Un bel business plan. Sono stipendiate molto bene, sì, Sindaco, assolutamente. Sì. Se vi dico gli stipendi cadete dalla sedia, perciò è meglio che non ve li dica, perché questa è la realtà. Allora stiamo zitti, sappiamo solo che un onorevole senatore prende 9.000 euro netti al mese. Posso dire una cosa velocissima rispetto a quanto diceva Nicola, non voglio portar via tempo, però lo ridico e lo ribadisco ogni volta qua. Quando prima si parlava della distanza tra il territorio e Roma, è correttissimo, ed ecco perché io parlo sempre del cursus honorum, ed ecco perché porto sempre ad esempio il nostro coordinatore regionale, che è senatore, mi è venuto in mente perché hai parlato di senatore, che è Luca De Carlo, è stato per 3 mandati, lo è ancora, questo è l'ultimo mandato, sindaco di Calalzo, di Cadore. Cosa significa? Significa che lui i problemi della gente li conosce. Quindi quando arrivi a Roma non è che arrivi là come la, attenzione, casalinga di Voghera, ma lo dico così, dei 5 Stelle, che dicevano ma sì dai, andiamo tutti, tanto sappiamo farlo tutti. Non è mica così, certo. Perché il sindaco ha le idee chiare, quello che ha bisogno il territorio. Cioè, se un cittadino dice che ho bisogno di questo, chi meglio del sindaco lo conosce? E allora, chi meglio del sindaco potrebbe portare da parlamentare l'istanza a Roma? Facciamo un passo avanti perché dobbiamo parlare anche di questo. Il sindaco Giordani di Padova dice: si parla tanto di autonomia e lasciamo che a Roma decida di piazzare qui un maxi hub. Abbiamo sentito cosa dicono sia il presidente Luca Zaia che il sindaco di Treviso Mario Conte su questo. Cosa vi preoccupa più di tutto a voi? Perché questi numeri sono impressionanti, sono numeri molto alti che hanno bisogno di risposte. Le persone che stanno arrivando e che non si riesce più a capire con i prefetti, ecco perché è il prefetto che ha in mano la patata, però dopo la scarica a voi, ecco, portando queste persone nel territorio e nei comuni. Allora cominciamo da Nicola Fantuzzi. Sindaco, lei cosa si aspetta e cos'è che la preoccupa di più? Beh, quello che mi preoccupa di più è che si possa creare una situazione simile a quella che si era creato negli anni 17-18, cioè che dove era stata comunque tentata una accoglienza diffusa, ma che in realtà poi tanto accoglienza diffusa non è stata, perché appunto si sono create delle situazioni di vero e proprio ammassamento, ecco, di persone. E questo chiaramente non giova né ai territori né tantomeno all'integrazione di queste persone. Quindi ecco, il mio pensiero e la mia paura è questa, cioè che si possa creare una situazione simile a quella del 2017-2018. L'auspicio è sicuramente, comunque siamo umani, quindi non dobbiamo voltarci dall'altra parte di fronte a un problema come quello dei flussi migratori, che è evidentemente un problema che riguarda tutti, non solo appunto noi sindaci dei territori, ma riguarda proprio tutta l'Europa, e quindi dobbiamo trovare delle soluzioni che possano essere anche umanamente compatibili con quelle che sono le situazioni che queste persone vivono. Sentiamo il sindaco Della Pietra, ecco, è d'accordo sulla posizione del presidente Zaia, del sindaco Mario Conte, oppure Condarè che ha detto se li portano a casa loro visto che li vogliono. Lei che posizione ha, Della Pietra? Io ho la posizione della Premier Meloni, che siccome tanti dicono ma cosa fa la Premier prende, va in Tunisia e firma un memorandum con tra l'altro c'era anche la Ursula, no? e hanno firmato questo memorandum in cui viene trattato anche il tema dell'immigrazione, che prevede che l'Unione Europea aiuterà in Tunisia investendo 1 miliardo di euro sul territorio. Io credo nelle politiche
comunali, sovraregionali, quando sono politiche fatte bene. E questa secondo me è la linea da seguire, cercare di trovare la quadra con i territori dai quali questi poveretti anche molto spesso, perché attenzione, cioè questo è quello, no? Poi siamo tutti umani e quando vediamo i barconi senza motore alla deriva credo che faccia male il cuore un po' a tutti, no? Credo che appunto l'aiutarli lì, no? Aiutarli a casa loro, come si diceva un tempo, sia l'unica soluzione forse. La nostra Premier si sta muovendo per questo e sta anche ottenendo dei risultati. Detto ciò, la mia preoccupazione è quella che, e io c'ero nei periodi citati da Nicola, io c'ero e mi ricordo una telefonata un tempo dall'allora prefetto che mi diceva guarda che a me è Altivole, mi ricordo come se fosse ieri con Sergio Baldin, che ci hanno chiamato e ci hanno detto guarda che domani ve ne scarichiamo 30 o stanotte ve ne portiamo 30 sul territorio. Come sapete quando noi troviamo soprattutto donne e bambini ma anche chiaramente i maschi dobbiamo aiutarli, dobbiamo portare il primo soccorso. Scusi Sindaco, ma sia gli industriali, qui ne abbiamo uno presente, che la Coldiretti, che tutti cercano e hanno bisogno di manodopera. Allora, io mi domando, vogliamo capire che da soli non arriveremo da nessuna parte? Vogliamo capire che forse impiegare questi ragazzi nel lavoro, abbiamo visto il Piave ad esempio, penso, visto che abbiamo bisogno di mani e di persone forti, visto che non li abbiamo, perché la denatalità noi ha numeri impressionanti, ecco, questi permessi di soggiorno che sono enormi, allora io penso che forse sarà il momento di mettere tutti attorno ad un tavolo e di vedere qual è la soluzione migliore. Cosa facciamo in questo momento con queste persone? Possiamo impiegarle in attesa che arrivi questo permesso di soggiorno e le facciamo lavorare, visto che paghiamo e che ci costano, visto che sono ragazzi dai 18 ai 30 anni con dei fisici eccezionali che chiedono di lavorare di sicuro, cosa mi dai a fine mese, no, perché mi dai troppo poco. Questi hanno solo voglia di lavorare e lo posso assicurare perché io ho fatto questa ricerca e sono andata a chiedere a loro, ma non possono neanche uscire da 4 metri quadri perché non c'è questo permesso di soggiorno, perciò sono là fermi, bloccati. Allora, vogliamo impiegare queste forze per migliorare anche il nostro territorio o vogliamo veramente che succeda una bomba atomica come succederà se qualcuno non si deciderà di intervenire? Adesso sentiremo il nostro Luciano Coltro, sentirete cose come che lo conosciamo. Vai Luciano, sentiamo Luciano, Verona. Sì, buongiorno. Signora Mirella, buongiorno, lei e i suoi ospiti. Buongiorno. Tutto bene? Ah sì, adesso che ti sento, sai, guarda. Io seguo sempre la tua trasmissione che è meravigliosa, però bisogna dire una cosa, che sia sinistra o destra, basta, è 40 anni continua a venire dentro milioni di immigrazione, questo non è un sistema. Tu parli bene, ma per lavorare ci vuole anche volontà. Noi italiani, cominciando dalla mia famiglia, 3 fratelli, mio padre siamo andati a immigrare, veramente sinistra e destra veramente mi fanno pena ormai. Ecco, perché non si può continuare così a far arrivare, ci vuole uno stop, ci vuole di politici seri che dicono basta, in Italia siamo strutturati, non possiamo accogliere tutto il mondo. Ecco, e questo è tutto il campo. Mirella, è inutile che andiamo in cerca, capisco che ti si buona, il turismo faccio ipocrita, a me non mi va, perché intanto questa gente quando bisogna selezionare, d'accordo, c'è bisogno di donitori, prestatori, muratori, idraulici, saldatori, ma questi io sono stato in Africa 3 anni, non sanno nemmeno cosa vuol dire la differenza tra un martello e uno scalpello, non so se mi spiego. Allora, e dopo, questa è una cosa da finire, perché la gente ormai ha paura, nelle stazioni riempiono loro, addirittura 3 africani facevano la pipì davanti al monumento di caduti a Legnago, va bene che sono venuti fuori i carabinieri, è ora di finirla. Basta, perché portiamo tutta l'Africa in Italia, porco Giuda. Io vivo in mezzo alla gente, perché ho fatto il cialdatore, benzinaio, fornaio, e mi conoscono dappertutto. 9 su 10 la penso così. Questi signori politici sarebbe ora che andassero a casa tutti, destra, sinistra e basta. Arrivederci e buona giornata. Abbiamo sentito Luciano, le riflessioni di Luciano, le sappiamo, le conosciamo, il problema è che dobbiamo trovare delle soluzioni, non c'è niente da fare, bisognerà assolutamente trovarle. Allora, Sindaco della Pietra, come commenta e come ci saluta?
Allora, vi saluto dopo. Prima commento dicendo che, guardate, io sono figlio di una donna che è nata a Augrès, in Belgio. Mia mamma è nata in Belgio nel 1953. Ora, perché è nata in Belgio? Perché mio nonno era lì in miniera, ha lavorato in miniera, e mio nonno è morto a 59 anni di silicosi. Mio nonno, prima di partire per la miniera, ha fatto, penso, almeno una decina di visite, e quando hanno detto bene, sei a posto, hanno preso e l'hanno fatto andare. Ora, non dico che si debba tornare agli anni 50, per l'amor di Dio, però ecco, quello che dici tu è vero, ma andrebbe fatto prima. Andrebbe fatto a valle, non a monte. Ma cioè, come scusa, sono a monte, anni, non sono a valle. anni che ne parliamo. Sa perché però, gli ho detto come ci saluta e come commenta? Perché volevo un saluto di commento, breve, conciso, quindi perché sono stato troppo lungo. e perciò dovevi fare un saluto col commento. Un saluto di commento. Allora io saluto Mica tutti, questa cosa qua è commento. un macro, però intanto ho citato mio nonno e mi ha fatto piacere a me, e vi ringrazio perché ho potuto farlo, ma allora vi dico che questi sono temi sicuramente da prendere in mano, e per quanto posso mi farò anche portatore, no, delle istanze. Detto ciò, io vi saluto con un ruolo che mi è stato dato adesso di coordinamento, e quindi adesso chiamerò subito Nicola, tiente pronto che tecciamo il telefono e vediamo cosa mi fare. raccomando, perché è una cosa veramente importante. Anche lei un saluto e commento, prego. Sì, io vi ringrazio per avermi invitato e saluto tutti i telespettatori. Un commento veloce sulla questione appunto delle persone che arrivano. Ecco, è vero quello che dicevi, Mirella, il fatto di poterli impiegare per andare ad utilizzarli nei posti dove c'è bisogno. Il problema è che le nostre imprese cercano comunque una manodopera anche specializzata, e quindi non è così semplice. No, non è vero, perché ho avuto i panificatori qua, cercano panificatori, allora non sanno usare il martello, non sanno usare qualsiasi altro strumento, mettiamo a fare il pan, visto che cercano panificatori, devono raccogliere, devono pulire. Non mi dite che non c'è lavoro da fare, perché tutte le città sono prese malissimo. Lavoro ce n'è tantissimo. Lavoro ce n'è tantissimo. Bravo. E poi il problema è che magari se li mettiamo a pulire il Piave arrivano i sindacati e ci dicono che non possono farlo, e quindi è per quello che ho detto che bisogna avere un tavolo e capire come si può fare, perché così non si va avanti. Questa è una sono storia. favorevole a Marco Della Pietra come coordinatore. Sai che ci avrei scommesso che avrei sentito questa cosa. Grande sindaco Fantuzzi, grande. Grazie Ciao, sia a Nicola. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, secondo mandato Fratelli d'Italia. Grazie a Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, primo mandato Fratelli d'Italia. Grazie anche al nostro Diotisalvi Perin, presidente associazione imprenditori Piave 2000. Noi abbiamo in casa tutto, abbiamo solo bisogno che qualcuno capisca che è ora di agire, di fare e non di parlare. Grazie, pubblicità. Altri due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza la dottoressa Giulia Tonel, psicologa di Motta di Livenza. Grazie dottoressa di essere qui con noi. Abbiamo anche collegato, vediamo se c'è, Alessandro Rosina, il professor Alessandro Rosina, ordinario di demografia, Università Cattolica di Milano. Buongiorno professor Rosina. Buongiorno. Allora professore, io partirei proprio da lei, perché qua bisogna parlarci chiaro. Cosa ne facciamo di tutte queste persone che stanno arrivando, che da mesi, da anni sono rinchiusi su degli spazi incredibili? Le telefonate che ricevo sono più contro che a favore, però io vedo che i giovani stanno ragionando diversamente. La fascia che dobbiamo comprendere di più e forse far capire che il registro sta cambiando, quella che va dai 40 ai 70, anche 80 forse. Ecco, che non accettano più molti il diverso, il colore della pelle, non hanno voglia di fare niente, non sanno lavorare, non possiamo mantenere tutta l'Africa. Ecco, vorrei che lei, professor Rosina, ecco, cercate di ascoltare anche quelli che studiano veramente, che sanno quello che dicono e sanno come andrà veramente il futuro con queste persone. Prego, professor Rosina. Sì, ci sono due aspetti che vanno presi in considerazione. Allora, tutti i paesi con cui ci confrontiamo, quindi tutte le economie mature avanzate, tutta l'Europa, tutti i paesi occidentali,
si stanno confrontando con una transizione demografica che, come conseguenza della denatalità, sta portando da un lato ad aumentare la popolazione anziana, quindi abbiamo sempre più persone in età anziana, in età matura, e questo vuol dire pagare anche i costi delle pensioni, cura, assistenza, quindi avremo sempre di più nei prossimi anni necessità di avere risorse per vivere bene in età anziana. Quindi gli attuali cinquantenni e sessantenni devono pensare che il Paese nei prossimi anni e decenni, per garantire anche le loro pensioni, la loro assistenza, la loro cura, tra l'altro un Paese anche che ha un enorme debito pubblico, deve avere anche una solida forza lavoro. Questo è il problema con cui ci confrontiamo, più in Italia che con gli altri paesi, cioè a fronte di questo, di queste risorse che vanno incrementate per vivere bene anche in età anziana, che è una cosa che caratterizza insomma, tutti i paesi, noi abbiamo sempre meno persone però che stanno entrando in età da lavoro, perché abbiamo sempre meno giovani. E questo è un primo punto. Questo deve trovare una risposta. Una prima risposta è aumentare la natalità, però servono risorse per aumentare la natalità. Il Veneto stesso si trova con uno sbilanciamento particolarmente consistente. Teniamo presente che gli attuali trentenni, cioè chi entra ora nella forza lavoro, chi è nella fase di entrata, quella generazione lì è un terzo in meno rispetto agli attuali cinquantenni, quindi vuol dire che in prospettiva va a ridursi la forza lavoro potenziale di circa un terzo. L'altro lato, oltre alle politiche familiari sulla natalità, che però andranno a rafforzare le persone in età da lavoro tra 20 e 25 anni, quando insomma, la natalità produrrà gli effetti, bisogna rafforzarla ora, in questi anni, nei prossimi decenni, e questo non può che passare attraverso un'attrazione di persone che arrivano, perché appunto le aziende anche venete hanno bisogno di forza lavoro, oltre ai giovani italiani che hanno messo nelle condizioni di poter lavorare, essere valorizzati sempre di più e meglio nelle aziende, nelle organizzazioni, servirà sempre di più manodopera anche straniera. Questo è un aspetto, è un dato di fatto sostanzialmente. Ora però l'immigrazione è un fenomeno complesso. Allora, da un lato c'è un'Africa che è in forte crescita, che si confronta con un'Europa invece in declino e con sempre meno giovani, mentre l'Africa ha invece un'esuberanza di giovani, e quindi c'è una pressione demografica che porta sempre più persone anche in cerca, insomma, non solo di opportunità, ma anche di profughi e rifugiati, che si affacciano all'Europa e che cercano opportunità in Europa. Dall'altro l'Europa stessa teoricamente ne avrebbe bisogno, quindi bisogna trovare una sintesi tra questi due aspetti. E la risposta è complessa. Ci sono esperienze a cui possiamo guardare, ad esempio la Germania, che si trovava con una denatalità simile alla nostra e quindi preoccupata di una forte riduzione delle persone in età lavorativa, ha fatto negli ultimi 15 anni sia politiche di aumento della natalità sia politiche di attrazione di flussi migratori, tra l'altro non solo con siriani ma anche con persone giovani che arrivavano dal sud Europa, dall'Italia eccetera, perché ne aveva bisogno, ma con politiche di inclusione e integrazione, cioè non gestite in maniera emergenziale, cioè arrivano gli immigrati, che cosa facciamo, e con improvvisazione, ma cercando di capire quali erano le effettive esigenze all'interno del territorio, delle aziende, qual è la effettiva capacità di inclusione e integrazione, e poi con politiche mirate anche per insegnare. E possiamo anche dire, professor Rosina, che ci sono riusciti? E ci sono riusciti, perché effettivamente adesso, se si va a guardare le prospettive della Germania, nonostante le difficoltà che hanno un po' tutti i paesi, però la Germania riuscirà a mantenere le sue posizioni rispetto alle grandi economie nei prossimi anni e decenni. Cioè l'impatto della demografia sulla Germania sarà compensato appunto da questa capacità attrattiva e di inclusione,
e quindi la capacità di crescere e quindi di produrre anche ricchezza rimarrà inalterata nei prossimi decenni, mentre l'Italia, se continuano così le cose, cioè se continuerà a aumentare gli anziani ma a diminuire la forza lavoro e avremo difficoltà poi anche a gestire l'immigrazione, l'Italia, e qui ci sono molti studi che lo fanno vedere, Banca d'Italia ma anche ricerche internazionali, rischia una china discendente irreversibile. Grazie professor Rosina, abbiamo la nostra Giulia da Venezia, che piacere sentirti, ciao Giulia. Sì, ciao Mirella, buongiorno a tutti, anche per me è un piacere Mirella a sentirti e parlare, ti ringrazio del tempo che mi dai. Allora Mirella, anch'io mi sono sentita di dire due parole a riguardo di queste persone che arrivano, ma guarda Mirella, è ora di finirla che ci dicono che non ci dicono la verità, qui c'è un piano sotto queste persone Mirella, perché l'ho detto ancora una volta qua da te in trasmissione, che perché non hanno fatto un piano Mars che restassero là nei loro paesi? Perché prima tocca a me, poi a te andare a spolpare di tutto, poi all'altro, poi a quell'altro, e loro vengono via perché non hanno niente Mirella. Ma il piano Marshall magari lo faranno per qualcos'altro che prima hanno distrutto e adesso devono ricostruire. E allora Mirella, adesso inventano ancora il memorandum, ma il memorandum c'è già stato Mirella, non fanno niente con questo. Ma io dico Mirella, queste persone qua si devono prendere cura perché hanno dato soldi, miliardi ai dittatori, perché li tengano là, in quei campi che sono torturati, massacrati. Insomma Mirella, sono persone e ci riempiono di bugie, ci vogliono far credere che stanno facendo, invece non stanno facendo niente Mirella. Ti ringrazio Mirella, ti saluto e per fortuna che ci sei tu Mirella, che cosa fai con il tuo banco e sollevi le persone Mirella, perché anche qua da noi c'è tanto da fare, però Mirella si occupano tutto di cose, anche la pista di bob la adopereranno 15 giorni, ma per altre cose non ci sono soldi, anche per noi italiani Mirella la sanità è una disperazione. Grazie Giulia, grazie, molto chiara la nostra Giulia, ti ringrazio di aver chiamato Giulia, un abbraccio. Allora dottoressa Tonel, come sente questi diversamente giovani che sanno che questi hanno provato la miseria, non la povertà, la miseria hanno provato che è una cosa diversa. Io dico sempre che almeno adesso c'è la fortuna che nessuno muore più di fame, perché questa è la verità, ecco, e neanche di sete, anche come vestire, una volta non c'era proprio niente e forse qualcuno ha il buon senso di capire che forse il registro va cambiato. E Giulia ne è una testimonianza. Prego, dottoressa. Beh, Mirella, forse tu non lo sai, ma io per un anno ho lavorato come psicologo in un centro di accoglienza e quindi sono venuta a contatto diretto con questi ragazzi, queste ragazze, questi giovani che arrivano e ho sentito le loro storie e sono delle storie da brivido. È inutile che qualcuno ci faccia credere che loro arrivano in tranquillità con il cellulare, sono delle storie veramente che se ci ripenso mi viene veramente il pelo alto nelle braccia perché hanno passato veramente l'inferno e se arrivano qui sono dei sopravvissuti quelli che arrivano perché tanti non riescono ad arrivare e quando parli con loro ti rendi conto che quello che diceva Giulia prima è vero, alla fine noi nella storia siamo andati lì, abbiamo preso quello che ci interessava e continuiamo a farlo pensando che poi queste persone rimangano lì, facendogli vedere invece che qui si vive benissimo. E perché uno deve rimanere lì? Perché le condizioni lì sono veramente difficili. In tutti i paesi, lasciando da parte i richiedenti asilo, quelli che scappano da una guerra, ma tutti gli altri paesi, la guerra non è anche la fame, sopravvivere. Ci sono le famiglie che mandano i giovani per cercare un'opportunità. Quindi, insomma, mi viene a ripensare a quello che ho sentito e ai ragazzi che ho conosciuto che mi hanno veramente dato tantissimo. Mi arrabbio molto quando sento certi discorsi, perché sono veramente
infondati, non veri, e ce li dicono perché è più facile piuttosto che dire la verità. E mi ricollego con quello che diceva il professore. È vero che noi abbiamo bisogno di manodopera, è anche vero che però la manodopera straniera poi non deve abbassare le nostre condizioni di lavoro, perché poi in tante situazioni succede che non ci sono, siccome hanno bisogno di lavorare, le condizioni di lavoro si abbassano, si abbassa la sicurezza, si abbassano anche tutte quelle misure per cui abbiamo lottato per avere una sorta di sicurezza all'interno del mondo del lavoro, sicurezza a livello fisico della vita, ma anche sulle questioni economiche. Non si può sempre andare al ribasso, perché dobbiamo sempre guadagnare su qualcun altro. Dobbiamo cambiare proprio mentalità. Professor Alessandro Rosina, come commenta queste parole della dottoressa Tonel, ma soprattutto anche questo slogan aiutiamoli in casa loro? Ricordo che recentemente, pochi anni fa, è morto un ambasciatore nostro, italiano, che cercava di aiutarli in casa loro. Cercava di portare almeno l'ABC della sopravvivenza. È stato fucilato, è stato ucciso assieme ad altri, e non solo lui, quante persone. Ecco, come aiutarli in casa loro dove regnano le dittature? Perché è facile parlare, è come quando dicono, professor Rosina, chiudiamo i centri storici, chiudiamoli senza creare dei presupposti alternativi. La casa si fa dalle fondamenta, non dal tetto. E poi questo reddito di cittadinanza che ha messo gli uni contro gli altri, sembrano che tutti i giovani siano a casa con un reddito di cittadinanza da 800 euro, perché nessuno ha spiegato bene cosa prevedeva questo reddito di cittadinanza, chi doveva percepirlo e chi no. E c'è un minestrone incredibile, naturalmente i diversamente giovani, che magari quelli meno attenti fanno confusione e pensano che tutti i nostri ragazzi siano a casa, non fa niente, non abbiano voglia di lavorare. Prego, professore. Sì, no, la mia impressione è che effettivamente ci sia molta confusione e che la politica tenda a dare risposte semplici ma che non sono efficaci poi in un mondo che è sempre più complesso, che è in grande cambiamento, e se non si trovano soluzioni adeguate il rischio è che poi nelle persone cresca la sfiducia e quindi si chiudano rispetto ai cambiamenti del proprio tempo, anziché capirli e poi cercare la soluzione migliore perché vadano nella direzione giusta, non semplicemente mettersi di traverso, perché poi il mondo cambia in ogni caso, però poi ti trovi con il futuro che capita, non con il futuro che hai costruito e che è coerente con le sfide del proprio tempo. E sicuramente l'invecchiamento da un lato e l'immigrazione, insieme alla transizione verde e alla transizione digitale, sono grandi cambiamenti del nostro secolo. Noi non possiamo ragionare come se fossimo nel Novecento, siamo nel XXI secolo. C'è il mondo occidentale che è in declino demografico e c'è un'Africa in forte crescita e l'Italia è al centro del Mediterraneo e non possiamo far finta di non essere al centro del Mediterraneo. Quindi tutto quello che non gestiremo positivamente in un rapporto quindi adeguato di sviluppo e di sintesi di sviluppo tra Africa e Europa diventerà, se non gestito positivamente, diventerà squilibri, disuguaglianze e tensioni. E noi abbiamo bisogno di risposte che funzionino. E non ci sono risposte semplici. Allora, nel caso dell'Africa, l'Africa va aiutata a trovare il proprio percorso di sviluppo, in coerenza con la transizione demografica. Ci sono paesi dell'Africa subsahariana che hanno una fecondità attualmente molto elevata, che sono su livelli di povertà diffusa e hanno bisogno di trovare appunto un loro modello di sviluppo. Non possiamo non aiutare l'Africa a iniziare questo percorso, ad avviarlo in maniera solida. E questo è un primo punto. Però questo, anche l'aiutarli a casa loro, cioè aiutare i paesi africani con tutte le difficoltà e le complicazioni che lei diceva, ma comunque con questa sfida che è fondamentale, quindi aiutarli a uno sviluppo che poi sia sostenibile anche dal punto di vista sociale, economico e demografico, e quindi che comporti anche poi una riduzione della natalità e uno sviluppo appunto più solido. Questo non previene l'emigrazione, anzi
L'emigrazione, molti studi lo dimostrano, non parte dai paesi più poveri, parte quando quei paesi iniziano a intravedere prospettive di miglioramento della propria condizione. Una parte di queste persone che intravedono prospettive di miglioramento della propria condizione nella fase di sviluppo troveranno opportunità nel proprio territorio e una parte deciderà di emigrare. Questa parte che deciderà di emigrare, se viene verso l'Italia o verso l'Europa, deve trovare condizioni adeguate, sia che siano rifugiati, richiedenti asilo, e devono essere regole precise per poterli gestire a livello europeo e anche insomma internazionale possibilmente, non lasciando i paesi soli, non lasciando sicuramente l'Italia sola. La interrompo professore, se no mi cade la linea, abbiamo un'altra telefonata, abbiamo Anna da Zero Branco, vai Anna. Buongiorno. Buongiorno. Sto ascoltando tutto questo discorso riguardo agli emigrati, cioè quelle persone che vengono dalle Afriche. Io sono cresciuta purtroppo a Tripoli, sono andata nel 39, io sono classe 36 e sono ritornata quando avevo 18 anni. Sono cresciuta là, passato la guerra, ho passato di tutto, giustamente come diceva lei Mirella, abbiamo pensato non la fame ma la miseria vera e propria, perché la guerra l'abbiamo persa e di conseguenza a noi non si è ricordato più nessuno. Dall'Italia non so che cosa pensassero con questi 20.000 italiani che eravamo andati là nel tempo di Mussolini. È persa la guerra, ci hanno abbandonato là, ci davano solo la tessera, i 10 kg, 12 kg di farina al mese a testa e con quella si doveva sbarcare il lunario. Comunque, guardi, io ho passato di tutto, ma queste persone che per me quello che mi riguarda è quella dell'Africa, di Tripoli, la Libia, diciamo così, dopo tutta l'altra popolazione non lo so. Però quelle persone là non lavoreranno mai, perché la loro stirpe è fatta di non fare niente. Ha capito? Lì lavoravano le donne, quello che dovevano lavorare, portare la legna, bambini, pecore e via discorrendo, capisce? Ma gli uomini è inutile che vengano, perché sono come le pecore, dove va uno va tutti gli altri, perciò vengono in Italia, viene 1, 2, 10 persone, ne vengono 500, perché credono di trovare dove stare seduti al fresco si sta meglio che lavorare e avere loro soldini e stare bene. Non è così, ma devono capire che non si può qua noi in Italia a usare queste persone anche insegnandole a lavorare, non lavoreranno mai, perché loro sono fatti così. Allora Anna, ti ringrazio della telefonata perché è una testimonianza di quello che ho detto prima, ma è la testimonianza di quello che ha detto anche il professor Rosina. Siamo nel 2023, siamo nel 2023. Dobbiamo cercare di capire che non si deve tornare indietro e pensare a quello che c'è stato, ma a quello che si può fare. Allora io quando ho sentito che c'era un programma bellissimo dove tutte queste caserme potrebbero essere state impiegate per fare scuola di formazione, per dare la possibilità di imparare un lavoro, cosa che si potrebbe fare domani, ma siccome lo dico io, professor Rosina, non lo dice lei, c'è un business incredibile sotto queste povere figure che stanno pagando a caro prezzo sulla loro pelle questi soldi che girano e soprattutto che arricchiscono sempre delle situazioni che non dovrebbero essere arricchite. Capite bene che io faccio fatica perché io ho un banco solidale, io mi confronto con le realtà, vado a vedere sul posto dove sono rinchiusi, cosa fanno, cosa dicono questi ragazzi che chiedono solo di muoversi, di lavorare. Non è vero quello che hai detto Anna, non è vero. Se vuoi ti porto, ti faccio parlare con loro se è vero che non hanno voglia di fare niente e vogliono star seduti. Sono ragazzi con dei fisici eccezionali proprio perché sono nati su un contesto che devono muoversi solo per bere un po' d'acqua in continuazione, andare nelle foreste a prendere qualche frutto se riescono a mangiare. Il mondo cambia. Cosa dice dottoressa Tonnel? Questa telefonata dice quello che ho detto all'inizio. Sì, ma in realtà non ha tutti i torti Anna, perché in fondo i libici
non emigrano. Non ci sono richiedenti asilo libici, pur quando c'era la guerra civile, perché i libici vivono grazie al loro petrolio. Cioè è tutta l'altra parte dell'Africa che arriva in Libia e poi in Libia parte, ma non partono i libici, quindi io non conosco libici e non posso esprimermi, però i libici non partono, quelli che arrivano non arrivano dalla Libia, quindi forse io do il dubbio ad Anna che forse ha ragione su questo, perché i libici vivono vendendo il loro petrolio e l'hanno sempre fatto. Infatti, insomma, e anche quei soldi che arriva dall'Europa per dare risposte. Per mantenere lì. E qua voglio il professor Rosina, ma questi soldi cosa servono? Perché non li impieghiamo invece, visto che siamo il primo approdo, ecco, perché non li impieghiamo da noi e paghiamo sempre un qualcuno, un qualcosa che è una dittatura, per fare cosa alla fine? Perché continuiamo a sentire che le torture continuano, sono torture disumane, ma veramente una cosa indegna, quella che vediamo, che riusciamo a vedere. Ecco, perché si continua a foraggiare la dittatura allora, professor Rosina? No, sì, questa appunto è una domanda che tutti ci poniamo, perché servono risposte diverse, cioè non si possono fare accordi con i paesi di partenza e poi la Libia e delegare poi a loro la gestione di queste raccolte ampie, insomma, di persone che vogliono emigrare in condizioni veramente disumane, senza rispetto dei diritti umani. Quindi serve la possibilità quantomeno di entrare lì, di poter essere lì, non di delegare in bianco, e quindi qualsiasi cosa succeda ci va bene, l'importante è che non arrivino. Perché appunto questo vuol dire rinunciare invece ad avere un ruolo che l'Europa dovrebbe avere rispetto ai diritti che vanno comunque garantiti a tutti, anche indipendentemente poi dalla possibilità di accogliere o non accogliere. Non possiamo, è vero, non possiamo accogliere tutti. Possiamo però e abbiamo bisogno di accogliere una parte, e questa parte che accogliamo deve essere però messa in condizioni di effettiva dignità sia rispetto ai diritti, alle condizioni con cui poi li accogliamo e le condizioni anche di chi vive in quei campi e poi magari non accogliamo, e poi di effettiva integrazione nel mondo del lavoro, perché lo sfruttamento non aiuta l'Italia a crescere. Quindi se pensiamo semplicemente che abbiamo bisogno di immigrati per sfruttarli, questo non è un percorso virtuoso di sviluppo, non aiuterà il Paese a crescere, anzi creerà ulteriori tensioni. Quindi noi abbiamo bisogno di alimentare un percorso di crescita del nostro Paese con immigrazione di qualità. E questa immigrazione di qualità vuol dire tutti gli aspetti quindi a partire appunto dai punti da cui partono, dalle garanzie dei diritti dai punti da cui partono, dalle condizioni poi di accoglimento e poi dalle opportunità che possono trovare nel nostro territorio, e sentire ed essere sentiti e percepiti come parte attiva di un paese, di un territorio che cresce con loro. Un altro aspetto che però va chiarito è non possiamo, cioè anche per gli italiani, quando eravamo un popolo che emigrava, c'erano stereotipi inaccettabili verso di noi, cioè gli italiani non hanno voglia di far niente, non sanno integrarsi, tutta una serie insomma di... Ricordiamo il cartello, professor Rosina, in Svizzera, ricordiamo il cartello in Svizzera, vietato ai cani agli italiani, no, perché qualcuno se lo dimentica questo cartello che era visibile a tutti, prego. Noi abbiamo stereotipi infondati che vengono riversati su altri fa un po' una certa impressione, e tra l'altro appunto se anche fosse, e questo sicuramente non metto in discussione l'esperienza che l'ascoltatrice ha avuto, che tra l'altro per vari punti di vista è veramente molto interessante, però non possiamo, uno, fare una generalizzazione su tutto un popolo, e due, pensare che i libici di oggi o le nuove generazioni di oggi, nate nel XXI secolo, abbiano per forza le caratteristiche di 80 anni fa. Anzi, chi vuole comunque chi ha voglia di lavorare, ha competenze che possono essere messe nelle condizioni di generare valore anche all'interno del territorio italiano, è questa parte che ci interessa, oltre a quella dei diritti. Queste cose vanno messe assieme e noi dobbiamo, se siamo un paese serio, garantirle.
Allora adesso vediamo questi due servizi perché sono molto interessanti per capire, ecco, la politica che sta veramente cercando di prendere due binari. Andiamo a vedere che binario vuole prendere il presidente Zaia, andiamo a sentire cosa dice sia il presidente Zaia che il sindaco di Treviso Mario Conti sulla questione migranti. Andiamo a vedere. Il protocollo non è per imporre qualcosa a qualcuno, ma dice semplicemente: noi vogliamo scongiurare le tendopoli, vogliamo scongiurare le nuove Cona. Lo scopo in soldoni è quello di scongiurare un ritorno agli hub. Il presidente Luca Zaia, alla sua prima uscita pubblica dopo le polemiche legate all'accoglienza dei migranti, torna a difendere il protocollo sull'accoglienza diffusa. Un accordo firmato, non ancora reso pubblico, ma che rappresenta per le regioni l'unica possibilità a fronte dell'emergenza di avere un peso e di farlo avere ai comuni. Visto considerato che noi siamo fuori da questa partita, abbiamo chiesto che ci sia una cabina di regia nella quale, è scritto nel protocollo, si convolga la regione e l'ANCI, perché altrimenti i sindaci non toccano palla su questa storia. Il protocollo è andato al Ministero degli Interni, è stato approvato, quindi non è vero che è una roba inventata in casa. E con il ministro Piantedosi ho parlato più volte. Stato di emergenza sull'immigrazione dichiarato il 16 di aprile con tanto di introduzione di commissario. Ho sentito il segretario Stefani più volte, dice Zaia, non c'è tensione. Non difende il presidente l'accoglienza diffusa, ma soffoca le polemiche anche interne alla Lega nate con la chiusura di questo protocollo. L'accoglienza diffusa è un falso problema. Io penso che ai sindaci non debba essere imposto nulla. E mai nessuno ha imposto nulla. Quando vedrete il documento fatto con la prefettura, non è un documento che dice a te 5, a te, dice evitate, cari prefetti, gli mega sembramenti, le serena della situazione. Sentire tante cretinate che ho sentito sul documento decisamente no, almeno qualcuno abbia quantomeno la pazienza di leggerlo. Nelle stesse ore Mario Conte tornava a parlare di protocollo, un accordo che nulla toglie al lavoro, ricorda il presidente di ANCI Veneto, che il governo con la Lega sta facendo per tentare di fermare gli sbarchi. Noi non vogliamo che le nostre comunità paghino un prezzo troppo salato di questo fenomeno migratorio, però cerchiamo anche di mettere sul tavolo delle soluzioni alternative proprio per non mettere la testa sulla sabbia o per non voltare le spalle a quelle persone che comunque stanno manifestando un bisogno. E sentiamo cosa rispondono sempre dello stesso partito il servizio di Darè Marcato Camani. Andiamo a sentire. L'idea di Luca Zaia è un'idea, non è l'idea della Lega, perché la Lega a Roma non ha cambiato assolutamente la posizione, che è quella di prima, è quella di adesso e anche quella di domani. Se poi Zaia ha cambiato idea, se li porti a Palazzo Balbi. Non usa mezzi termini l'europarlamentare del Carroccio Gian Antonio D'Arè, si scaglia contro chiunque parli di accoglienza diffusa dei migranti, si tratti anche del presidente leghista della regione Veneto. Il modello è il respingimento. Non possiamo accettare l'Africa. E se la prende D'Arè anche con il governo e la Premier. La Meloni aveva detto a suo tempo useremo la marina militare, infatti la sta usando per andarli a prendere. Stessa linea anche nei confronti di Mario Conte, che da presidente di ANCI Veneto ha sottoscritto l'idea di Zaia. Lui è sindaco di Treviso, se vuole si li accoglie lui. Giustamente da sindaco può decidere l'assessore al sociale e li accoglie. Ma ci sono altri sindaci che non sono dell'idea di Mario Conte. Attenzione che è un amico della Lega, ma su questa idea ci sono idee diverse. Gongola l'opposizione, benvenuti nella realtà, dice la capogruppo del PD in regione Vanessa Camani. C'è uno scontro politico molto forte tra uno dei più importanti partiti di governo e il presidente della regione, che fino a ieri sembrava essere, come dire, la punta di diamante di questo movimento politico. Sentire D'Arè che dice chiaramente l'idea di Luca Zaia non è l'idea della Lega è per la prima volta un'affermazione che sostanzialmente sconfessa le posizioni politiche di Luca Zaia e lo mette in minoranza, devo anche dire, dentro il suo partito, e questo è un fatto politico molto rilevante e che ovviamente espone poi la nostra regione al rischio di un caos nella gestione migranti. Alza le mani l'assessore regionale allo sviluppo economico Marcato. Io prendo solo atto che l'ordinanza 984 che detta le regole di questo modello di accoglienza è della Presidenza del Consiglio e quindi è di questo governo. Punto.
è il modello di uno e il modello dell'altro, è un'ordinanza del governo italiano che mi risulta essere sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega. Punto. Allora, sentiamo come commenta la dottoressa, veramente, perché sono parole importanti. La dottoressa Tonel ne sa qualcosa perché lei ha lavorato anche in questi centri, perciò è un'esperienza diretta che ha fatto e forse può spiegarla meglio di tanti politici che magari passano il cerino, saltano da un'altra parte, che il momento è più favorevole stare da una parte che dall'altra. Ecco, cosa ci dice, dottoressa? Innanzitutto dico che è dal 2015 che sentiamo parlare di emergenza, e sono passati 8 anni e continuiamo a sentir parlare di emergenza. E mi chiedo, ma in questi 8 anni non è stato fatto proprio niente? Non è stato fatto un progetto? Sapevamo che questa cosa sarebbe tornata, che non si fermava. E non siamo lungimiranti da questo punto di vista. In Italia si lavora solo in emergenza, non riusciamo a creare un programma che riesca a esserci utili da questo punto di vista. Noi semplicemente soffriamo la venuta di questi migranti da quanti anni? 8 anni. Una cosa. La seconda cosa, è veramente triste secondo me da cittadina italiana ma anche veneta sentire un europarlamentare che scarica la palla al governatore Zaia, cioè, che se li porti a Padova. Ma questi sono discorsi che io posso accettare se vado al bar, ma non da un europarlamentare. Io non accetto un discorso del genere. Che se li porti a Padova semplicemente perché... A Palazzo Balbi. Esatto. Che semplicemente perché sta facendo un ragionamento, perché poi gli amministratori sul territorio sono diversi dai politici che abbiamo a Roma, perché si trovano poi a gestire la situazione. E gli hub li abbiamo conosciuti, cosa vuol dire un grande hub? Certo. Vuol dire stupri, violenza, li abbiamo visti, non serve andare in Libia, basta vedere quello che è successo, le immagini ci sono, le testimonianze. Cosa dice professor Rosina? Non è che siamo un momento tanto tranquillo, qui se scoppia è una bomba atomica per tutti, Prego. No, è un momento delicato, però fa capire che quando si deve governare sul territorio, e quindi chi ha responsabilità non teoriche, ma poi di una regione importante come il Veneto, con grandi potenzialità come il Veneto, e chi gestisce comuni che hanno anche un certo livello di ricchezza, anche di benessere acquisito in passato e che giustamente vogliono mantenerlo, ma si trovano davanti anche a grandi cambiamenti, a modelli nuovi anche da interpretare, cioè il modello di crescita non può essere più quello degli anni 50, 60, 70 del secolo scorso e deve confrontarsi quindi con fenomeni nuovi. Gli squilibri demografici sono una questione nuova. Negli anni 50 e 60 l'economia cresceva perché aveva tanti giovani, gli under 30 erano più della maggioranza della popolazione italiana e veneta, ancora di più, mentre adesso in Italia sono il 27% della popolazione, cioè sono il livello più basso in Europa. Come pensiamo di generare crescita e sviluppo in Italia e nel Veneto con questi squilibri demografici? Che vanno gestiti e va trovato quindi il modo di rendere sostenibile, di produrre ricchezza e benessere, però rafforzando i meccanismi che passano attraverso la forza lavoro che deve poter generare questa ricchezza. E l'immigrazione è una parte della soluzione, quindi pensare che sia solo un'emergenza, pensare che la risposta sia solo il respingimento, da un lato nega diritti e dall'altro non capisce e non interpreta quali sono le sfide per crescere, per il Veneto, per il territorio, di crescere, di rendere sostenibile anche il proprio modello sociale nei prossimi anni. E quindi vanno trovate soluzioni. Quindi la risposta semplice, no, semplicemente li respingiamo e chi non vuole respingerli sbaglia e si arrangi, non è una risposta. Cioè parla alla pancia dell'elettorato ma non gli fa capire come la realtà sta cambiando e quali sono invece le risposte adeguate. Quindi, come giustamente è stato detto, dobbiamo pensare all'immigrazione non come un'emergenza continua e che richiede ogni anno un'improvvisazione, ma un processo che va gestito, siccome è complesso,
va ogni anno sperimentato quello che può o non può funzionare per migliorarlo l'anno successivo. Quindi diventa un processo in cui pragmaticamente si cerca di vedere che cosa funziona, come avevano sempre fatto i veneti, sono molto pragmatici, cioè vogliamo cose che funzionino. Gli squilibri demografici ci impoveriscono dal punto di vista economico, ci indeboliscono dal punto di vista dello stato sociale e noi abbiamo bisogno di risposte nuove, ma queste risposte nuove anche attraverso l'immigrazione devono funzionare, perché altrimenti sono solo tensioni e sono solo disuguaglianze e non fanno il bene né nel territorio né di chi arriva. Ecco, farle funzionare vuol dire passare da un'emergenza, da un'improvvisazione che serve solo alle beghe politiche, cioè mantenere l'immigrazione come questione emergenziale di improvvisazione continua serve solo per il dibattito politico, serve solo per rubarsi un po' di voti tra i vari partiti e tra le varie forze o all'interno delle forze stesse politiche, mentre quello che funziona al paese è al territorio è andare oltre, cioè quello che effettivamente funziona è dimostrare sul territorio, su chi governa il territorio, aiutando chi governa il territorio a farlo funzionare. Quindi questa alleanza tra l'altro tra regione e ANCI e territorio e forze sociali eccetera non può che essere la strada più adeguata. Ripeto, la Germania con tutte le difficoltà, perché nessuno ha una soluzione che è perfetta, quindi tutti cercano di sperimentare, di mettere in discussione e migliorare, la Germania ha integrato i profughi siriani e ha investito sulla loro formazione, sulle loro competenze, su quello che serviva al mercato del lavoro e ha cercato di inserirli. E grazie a questo ha migliorato la propria forza lavoro, ma non ha rinunciato a migliorare anche le opportunità dei giovani stessi tedeschi, investendo anche sul rafforzamento della transizione scuola-lavoro, delle politiche familiari, ed è tutto questo sistema che ha consentito al territorio di funzionare. Quindi serve questa visione sistemica di un territorio che deve capire come migliorarsi e creare sviluppo sostenibile nei prossimi anni, pensando all'immigrazione come parte strutturale di questo processo. Vede, professor Rosina, all'epoca c'era Angela Merkel che aveva una visione molto lunga. Ecco, lei veramente ha pianificato, ha cercato di dare benessere alla Germania. Il problema è quello che non fanno i nostri politici. Da anni, come dice la dottoressa Tonel, si sa che c'è questo problema. Sembrava prima che la colpa fosse tutta della sinistra e abbiamo visto che con la destra adesso i sbarchi sono triplicati, quadruplicati, perciò qualcuno dovrà pure riflettere. Noi abbiamo sentito e abbiamo visto il nostro popolo che era così accogliente, l'italiano era una brava persona, accoglieva, sono riusciti a mettere l'uno contro l'altro, il diverso fa paura, il diverso è un delinquente, il diverso è un spacciatore, il diverso è uno che uccide, che stupra, che ruba, senza pensare invece che la realtà è ben diversa, ma non la dicono, la tengono nascosta, parlano alla pancia. Quella politica che vuole mantenere la poltrona sta cercando di parlare alla pancia, e alla pancia del paese chi sono? Sono i diversamente giovani che non sanno, non conoscono, non sono informati, però vivono la situazione che sentono, quello che grida di più ha ragione, capisce che si fa fatica. Ecco, io spero che con la mia trasmissione cercare anche di portare quel sassolino in più, quella goccia d'acqua per far capire che non è così assolutamente. Dottoressa Tonel, lei che ha vissuto in primis, è inutile andare in Libia, abbiamo visto qua a Cona cosa è successo nell'Hub, questi stupri con le donne, specialmente questa violenza, veramente era una cosa che non si conosceva, per caso si è venuti qualcuno ha parlato, Cristo, scusate se lo dico, ma fortunatamente sì, prego. Non si conosceva fuori, ma nell'ambito delle associazioni che gestivano i migranti, i richiedenti asilo, si sapeva cosa succedeva a Cona. Quando i ragazzi da Cona arrivavano nel mio centro, io lavoravo per la Croce Rossa, ho dovuto lavorare tanto sul rapporto di fiducia, perché loro lì erano trattati come animali, loro dovevano litigare per un posto, per un pane, per una pasta. Quando arrivavano da noi che le condizioni erano più tranquille, allora abbassavano i livelli di guardia, ma così li abbiamo trattati e tutti sapevano. Tutti sapevano, e non è vero che non sapevano tutti.
Dottoressa, ma non è che forse c'è un giro di soldi che invece di investire sulle persone si investe su quello che gestisce? Ecco, abbiamo sentito l'ex sindaco di Rossano Veneto, Morena Martin, che ha detto c'erano dei capi che giravano con delle macchine pazzesche, con una montagna di soldi, ma continuano a girare questi soldi, perché è facile, mi tolgo il sassolino o la patata bollente, lo passo a un altro, pago e io sono a posto. Ma veramente l'inclusività non la faremo mai in questo modo, e sta diventando molto pericoloso. La Francia è una testimone di questo, attenzione. Sentiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Prego Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno dottoressa e buongiorno professore. Intanto professore, grazie, come sta affrontando il problema con una pacatezza unica. Ecco, Mirella, siamo le solite, come si fa ad andare a criticare uno dei governatori più votati e uno dei sindaci e l'altro è il sindaco più votati? Non riesco a capire. Giustamente come detto lei, per manciate di voti, per stare a galla a destra e a sinistra, io non lo so come. Il problema è, Mirella, siamo le solite, guardi, le ripeto, siamo sempre le solite, perché qui se non fanno una legge elettorale alla francese, vede Macron comanda, è sempre Macron che parla, ma parlano tutti, ognuno basta un microfono davanti, le spara più grosse, ognuno porta in l'espressione dei voti, ma Mirella non si farà niente, si ricordi, non si farà niente neanche questo governo, perché vede già le beghe dopo 10 mesi sono già iniziate. Buongiorno, grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco Valeri, grazie di aver chiamato. Prego professor Rosina, come commenta questi cittadini che sono sconfortati? Ha sentito che ho ragione, dovete parlare di più voi che sapete, dovete informare professor Rosina. Io vi inviterei tutti i giorni, perché avete capito che a casa riescono a capire se le cose sono chiare e vengono dette nella maniera corretta. Prego professore, e grazie ancora di essere qui. No, grazie. Servono trasmissioni di questo tipo, che in maniera molto tranquilla confrontano opinioni diverse, mettono i fatti oggettivi davanti e chiedono che vengano trovate vere soluzioni che funzionano per le persone, che funzionano per i cittadini. Il punto è comunque sempre quello di fare in modo che i cittadini possano capire la realtà in cui vivono e sapere che c'è un'attenzione della politica a migliorare le loro condizioni di vita e non a essere abbandonati a un mondo che cambia, rispetto al quale su di loro vengono scaricati i rischi. Quindi la prima cosa è grande rispetto anche per le paure, per i timori, per le insicurezze delle persone. Si deve partire da lì, dialogare, dare informazioni, prendersi cura di queste insicurezze e cercare poi nel territorio di far vedere che poi le cose funzionano, si sperimentano assieme, ci si prova, ma che l'obiettivo è quello di migliorare la loro condizione, il loro benessere. E questo penso sia il messaggio principale, cioè prendersi cura dei timori e delle insicurezze, ma poi non semplicemente con risposte facili, parlando solo alla pancia, ma con qualcosa che dà risposte che poi effettivamente funzionano. Ecco, questo è l'obiettivo che dovrebbe avere la buona politica, è l'obiettivo che dovrebbe avere la buona informazione ed è il servizio migliore che si può fare alla regione, al territorio e al paese, perché altrimenti se ci perdiamo, se diventiamo un territorio diviso, se siamo uno contro l'altro, se ciascuno si chiude, se vincono solo le beghe politiche, l'interesse della politica è solo di guadagnare voti e guadagnare voti sulle paure delle persone, non andremo da nessuna parte. Allora andiamo a vedere anche questo servizio sempre a Treviso, Cararetto che è sindaco di Casier e Rocco Terzo Polo, consigliere dell'ex Serena, che è questo centro di accoglienza. Andiamo a sentire. Diffusa, ben venga, però dobbiamo anche ricrederci sulle disponibilità che possono esserci, perché i comuni, io credo anche i colleghi sindaci, non è che abbiano disponibilità di poter mettere delle strutture a disposizione, perché dobbiamo tener conto anche dei disagi che abbiamo nei nostri territori.
In linea di principio, dice, sia l'accoglienza diffusa, ma per Renzo Carrareto, sindaco di Casier, i municipi vanno sostenuti sia in termini di spazi che di risorse. Tra l'altro proprio Casier condivide con Treviso il nodo dell'ex caserma Serena, che sta raggiungendo quota 500 ospiti. Erano poco più di 200 fino a poco tempo fa. La caserma Serena sappiamo che i numeri sono aumentati per questi arrivi nuovi che ci sono. Credo che sia arrivati anche a dei numeri che più di così non si può, per non farla scoppiare, perché non vorrei mai, e ricordo a tutti, che non ci succeda quello che è successo nel 2020. Era il giugno di 3 anni fa quando all'interno del lab scoppiarono delle rivolte, con un clima esacerbato dalla pandemia. Da allora non si registrano problemi, ma visto il trend si cammina sul filo. I grandi centri come la Serena hanno un limite, possono essere una prima accoglienza, dobbiamo dare atto che ha funzionato, nel senso che è stata gestita bene, ma qui stiamo parlando di 150 arrivi al giorno. Noi possiamo anche fingere di erigere muri, che non ci interessi l'immigrazione, ma l'immigrazione c'è e possiamo decidere di gestirla male o gestirla bene, per cui meglio gestirla bene. Azione Italia Viva quindi promuove la linea Zaia Conte. Sullo sfondo peraltro c'è la carenza di manodopera nelle imprese. Guardiamo in faccia la realtà, anche le categorie economiche ci dicono che oggi abbiamo bisogno di un saldo migratorio in cui i migranti scelgono di vivere nei nostri territori. Possiamo girarci dall'altra parte, creare insicurezza, possiamo gestire il fenomeno e pensare allo sviluppo. Allora io saluto il professor Alessandro Rosina perché ci deve lasciare, ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano. Professore, come ci saluta e la ringrazio di essere stato con noi, spero di averla ancora ospite. Bene, grazie a voi, buona giornata. Anche a lei professore, grazie. Allora dottoressa Tonella, abbiamo sentito posizioni diverse, l'importanza è capire che bisogna andare avanti e non tornare indietro, avere una visione di ampia, investire nel territorio, non fare un minestrone e soprattutto smetterla di arricchire delle cooperative, magari delle situazioni che veramente dovrebbero essere messe all'angolo e premiare quelle che veramente fanno integrazione. Prego. E controllare, perché effettivamente i soldi che girano attorno a questa questione migratoria sono molti. Bisogna controllare che vengano effettivamente spesi per un buon fine, e il fine buono è quello di riuscire a creare l'accoglienza diffusa è utile, funziona, le realtà che l'hanno messa in pratica hanno visto i loro frutti. Dobbiamo investire sulle persone e non dimentichiamoci che abbiamo a che fare con delle persone che hanno visto veramente di tutto arrivando qui e che hanno anche delle difficoltà psicologiche che dobbiamo prendercene carico. Non possiamo semplicemente pensare ok, li accogliamo, li inseriamo, li facciamo lavorare. È giusto, certo, ma c'è anche tutta un'altra parte di cura della persona, perché quello che hanno vissuto ha delle cicatrici all'interno che vanno sistemate, ma come per una persona, per una qualsiasi persona. Secondo me un po' la visione è li respingiamo tutti, cosa che non è possibile. Infatti insomma doveva esserci questo blocco navale tanto sbandierato da Fratelli d'Italia, no? Quando erano in opposizione. Adesso che sono al governo non si può fare. Dall'altra parte è accogliamoli e li facciamo lavorare. Nel mezzo però secondo me c'è accogliamo, come diceva anche prima il professore, non possiamo accoglierli tutti, ma su questo nessuno dice il contrario. È solo propaganda politica chi dice accogliamoli Anche tutti. perché rispetto alla Germania i nostri numeri sono molto inferiori di accoglienza. Sembra che siamo quelli che ne hanno più di tutti, in effetti non è così, ma nessuno lo dice questo. Sembra che abbiamo dei numeri che non ce la facciamo più. Prego. Esatto, non è così. Poi loro non vogliono stare in Italia. Loro vogliono andare nel nord Italia. È un passaggio. Nel nord Europa. È un passaggio, loro rimangono perché poi si accorgono che quello che noi possiamo dargli non è quello che vogliono loro. Loro veramente vogliono lavorare, loro vogliono inserirsi. Io su Facebook ho un amico che Ahmed, lui è arrivato quando io lavoravo lì e poi lui è partito, illegalmente ha attraversato i confini perché... Anche perché non è che possono prendere gli aerei e andare dove vogliono, cioè cerchiamo anche di capirlo, perché arrivano qui barconi e pagano quelli che riescono a pagare, che non è che possono uscire in aereo e dire vado dove voglio. Calma. Esatto, lo fanno in maniera illegale ovviamente, però è arrivato in Olanda e lì in Olanda poi si è inserito, si è sposato
e quindi mi appare sul mio Facebook ogni tanto le foto di lui e la moglie, e cioè questo è quello che poi vogliono loro. Creare una famiglia, creare una famiglia, stare bene, cioè avere una possibilità di poter stare bene. E insomma sono sempre molto felice quando vedo queste cose, perché è una cosa che si può fare. Non è vero che non si può fare, si può fare. Nessuno dice di accoglierli tutti, ma cerchiamo di partire dagli errori che sono stati fatti e migliorarli. Non sarà subito perfettamente, cioè non riusciremo subito a trovare la soluzione giusta. Un po' alla volta. Ma un po' alla volta, però dobbiamo aprendoci anche, ecco, esatto. aprendoci un po' anche le menti. Allora, visto che invece parleremo anche di un'altra storia, mancano psicologi, andiamo a sentire, andiamo a vedere questo servizio, disagio mentale, mancano psicologi. Andiamo a sentire, poi sentiamo la dottoressa Tonel come lo commenta. I fattori di rischio sono aumentati, fattori di protezione come la coesione della comunità. C'è bisogno di intercettare precocemente le forme di disagio. Intervenire precocemente su un ragazzo fragile oggi significa magari evitargli una carriera poi di persona con disturbo mentale grave. La fotografia dell'ex direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 2 è chiara: ansia, isolamento, chiusura, con conseguenze spesso gravi per sé e per gli altri. I dati, nero su bianco, raccontano di un allarme della Marca. Rispetto al 2020, le prestazioni erogate dal Dipartimento nel 2022 sono cresciute del 15%. In crescita i numeri che riguardano la fascia 18-24 anni. Oggi l'ULSS 2 può contare sul lavoro di 42 psichiatri e 28 psicologi, ma mancano all'appello almeno 17 psichiatri. I concorsi vanno deserti. A dirlo il direttore dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, che ricorda come un ricorso al TAR stia bloccando l'assunzione di ben 40 professionisti. Il servizio riesce a coprire questa mancanza assumendo psicologi ed educatori, ne arriveranno 18, ma la coperta resta corta se la missione è quella di intercettare il disagio, fare rete e prevenire drammi. Un dibattito sempre aperto, riemerso a Sant'Artemio di Treviso alla presentazione del libro Un manicomio dismesso, dedicato proprio alla storia e alle storie dell'ex ospedale psichiatrico attivo dal 1875 al 1970. Storie di un passato che sembra lontano, ma il futuro, seppur profondamente diverso, vede aleggiare sopra le teste di tutti l'inquietante spettro di un sistema che potrebbe non reggere l'urto dei disagi sempre più forti. I servizi sono in difficoltà e non è stato solo il Covid a metterlo, c'era una difficoltà precedente. Vanno ripensati, riformulati, riorganizzati per un territorio che chiede sempre di più e con il rischio che non trovi quelle risposte che ha bisogno. Allora, dottoressa Tonel, lei che capisce di cosa stiamo parlando, di questo disagio, ecco, di questi giovani, ma non solo, anche diversamente giovani, che hanno bisogno delle figure di riferimento competenti, importanti, che facciano proprio da ponte per questo momento delicato per loro, perché se non hai soldi e conoscenze non riesci più a far niente, non ti curi, non mangi, non dormi, non vivi. Prego. No, è proprio questo. Il disagio mentale è aumentato, il Covid ha portato proprio al limite determinate situazioni, però il messaggio che vorrei passare è che non è una situazione stabile, c'è qualcosa che si può fare. Tanti ragazzi soffrono di disturbi d'ansia, attacchi di panico, non bisogna sopravvivere a questi, il lavoro dello psicologo, dello psicoterapeuta serve proprio a questo, a cercare di trovare un benessere psicologico, e il benessere psicologico si può trovare. Quindi dobbiamo investire su questo, perché le persone possono stare meglio. Infatti mi rivolgo a tutti i tuoi telespettatori, Mirella, che se ci sono delle persone in difficoltà, che abbiano fiducia, perché si può stare meglio. Una vita con gli attacchi di panico non è una vita. Ma gli attacchi di panico si possono, prima, insomma, non è che ci sia la bacchetta magica, vero? Però vuole un percorso? Con un percorso, con un lavoro, si può stare senza l'ansia. Quanti giovani non escono più di casa? Ansia sociale, ansia generalizzata. Si può, quello che voglio dire è si può stare bene. Bisogna investire, bisogna cercare, non bisogna vergognarsi, siamo tutti nella stessa barca.
alzare il telefono, visto che abbiamo questi sportelli, fortunatamente, anche se io sono convinta, lo sa come la penso la dottoressa Giulia Tonelli, che i servizi sociali dovrebbero funzionare dal lunedì alla domenica, dalla domenica alla domenica, ecco, 24 ore su 24, visto che abbiamo questa emergenza, è un'emergenza che riguarda un po' tutti quanti noi, e perciò io penso che qualcuno deve investire anche su questo. Allora ringraziamo veramente tanto anche la dottoressa Giulia Tonelli, psicologa di Motta di Livenza. Grazie dottoressa. Grazie pubblicità. La sfida dei giovani donatori trevigiani la vincono le donne. 1964 le ragazze tra i 18 e i 25 anni che nel 2022 hanno donato il sangue. Una manciata in meno invece i ragazzi che si fermano a 1847. Numeri alla mano, un dato questo che racconta un'inversione di marcia che parte dal basso. Nella fotografia generale trevigiana infatti gli uomini donatori sono 19.000 contro poco più di 10.000 donne. Questi primi mesi dell'anno ci stanno dando soddisfazione. Abbiamo visto un incremento delle donazioni un po' generalizzato, diciamo, quindi non abbiamo distinto tra giovani donatori e donatori abitué, però nelle nostre sale di donazione le vediamo spesso frequentate da giovani tra i 18 e i 25. Ed è proprio sui giovani della Marca che scommette Avis Provinciale Treviso. Al via una campagna di comunicazione social su misura. 3 i messaggi che circoleranno su Instagram e TikTok per aumentare la conoscenza dell'associazione e incoraggiare i giovani a donare il sangue. Questo è un modo un po' ironico di sottolineare alcuni aspetti, come il fatto che uno per essere donatore non deve essere astemio, o piuttosto che essendo donatore c'è il vantaggio di avere gli esami gratis e essere sempre sotto controllo. E quindi, come è detto nell'ultimo video, non serve essere supereroi, basta essere persone normali e dotati di una certa sensibilità e anche altruismo. Sacche di sangue dei donatori che rappresentano un vero e proprio farmaco salvavita. Il sangue è fondamentale, è di solito un farmaco salvavita che è pronto disponibile, però quando manca si sente, nel senso che non si può salvare la vita. Educazione alla donazione, un lavoro di sinergia che parte dal territorio. Un lavoro di squadra è utilissimo soprattutto perché si mette prima in previsione la loro prevenzione e quindi si fa prevenzione a loro, ma poi si educa anche a quello che significa essere un volontario e uno che si mette a disposizione della popolazione, soprattutto dando una cultura del dono. Ed è con noi Wanda Pradal, presidente regionale Avis Veneto. Abbiamo collegato a San Pietro di Feletto anche Maria Assunta Rizzo, sindaco di San Pietro di Feletto. Buongiorno, primo mandato civica, buongiorno sindaco anche a lei. Buongiorno, inizierei proprio con Wanda Pradal. Presidente, ecco, dei numeri positivi che fanno ben sperare, i giovani che si stanno aprendo, ed è una cosa molto importante perché i numeri sono numeri e sono numeri positivi. Prego Presidente. Intanto buongiorno a tutti. Sì, i numeri sono positivi. Chiaro è che in questo periodo estivo la carenza si nota di più perché poi arriviamo ai mesi di luglio, di agosto un po' tutti stanchi, no? Perché abbiamo il lavoro e tante altre cose che ci stanno oberando all'interno nostro, no? Di conseguenza io mi sento di dare proprio un invito non solo ai giovani ma a tutti i donatori di continuare a donare. I giovani, ho visto l'intervista fatta a suo tempo alla provinciale di Treviso, io ringrazio la provinciale di Treviso, ma sono tutte le provinciali del Veneto che stanno mettendo in campo delle attività promozionali verso i giovani e questo è il nostro impegno maggiore. Noi abbiamo dei donatori che stanno raggiungendo il limite di età per la donazione, abbiamo dei donatori che purtroppo si ammalano anche loro, anche se sono sempre controllati e sono molto precisi nella donazione, nel senso che non abusano di niente per poter andare a donare, ma abbiamo bisogno di rinverdire un po' le nostre fila di
di donatori. Le attività che stiamo facendo in tutto il Veneto, appunto da tutte le provinciali, da tutte le comunali, è proprio per far sì che i giovani entrino a far parte di questa nostra associazione Avis, perché comunque dare qualcosa di sé agli altri, avere cura dell'altro per noi è importante, non solo nella donazione, ma deve essere un po' di riguardo verso l'altro, che in questi tempi magari un po' si sta un po' affievolendo, e penso che Avis abbia un compito importante, non solo donare sangue ma anche il plasma, ma anche educare al rispetto dell'altro, assolutamente. Allora, Sindaco Rizzo, intanto le faccio i complimenti perché conosco bene il suo comune, ho anche un'amica che insegna nel suo comune e vi date tanto da fare, avete investito nei ragazzi, nei bambini, con dei programmi veramente importanti. Prego, Sindaco. Sì, noi principalmente proprio i ragazzi, ma non solo i piccoli, adesso con il Grest e tutte le attività che abbiamo organizzato per l'estate, ma noi stiamo anche organizzando, ed è già più di un anno che questo gruppo giovani, noi li abbiamo definiti ambasciatori dell'UNESCO. Sono ragazzi giovani che si sono messi in gruppo e stanno conoscendo il territorio, non solo il nostro, ma tutto il territorio UNESCO, perché saranno poi loro gli ambasciatori un domani, no? Che saranno quelli che faranno guide turistiche, quelle che accoglieranno i turisti, e li stiamo formando già dalle superiori, diciamo, ma anche abbiamo qualche ragazzino anche delle medie. E li coinvolgiamo in tutte le attività che il Comune sta facendo, e sono molto entusiasti perché i ragazzi devono essere per forza coinvolti. Quando sono coinvolti e si dà loro la possibilità di esprimersi, sono felicissimi e vediamo insomma che rispondono molto bene. Una cosa però importante è che riuscite a coinvolgere anche le famiglie, i genitori. Ecco, è un percorso che fate assieme, perché il centro poi, l'obiettivo è unire la famiglia a questi ragazzi, che siano accompagnati dai genitori nei percorsi, che veramente nei laboratori che fate. Prego, Sindaco. No, sono accompagnati dai genitori, sono proprio i genitori anche che li incentivano, no, a continuare a fare questo. E le assicuro che abbiamo formato un bel gruppo con anche i genitori, quando c'è la possibilità ci troviamo tutti insieme, facciamo una cena, quando c'è qualche manifestazione nel paese ci troviamo tutti insieme, ed è bello creare questo gruppo sia di adulti che di ragazzi. Ma le assicuro che l'entusiasmo nei ragazzi è molto grande, ed è veramente bello vederli che stanno conoscendo il territorio, che loro stessi fanno delle attività poi per i loro coetanei, li invitano a fare delle attività nel territorio, e dando loro la possibilità proprio di fare loro l'organizzazione, di esprimersi, di darsi questa responsabilità. E quando si responsabilizzano i ragazzi, i risultati poi ci sono. Anche perché in effetti io che seguo molto questa parte così delicata di questi giovani, di questi baby gang, di questi atti di bullismo, vedo che ci sono paesi e paesi, e dove ci sono le famiglie vedi veramente dei numeri molto bassi, se non addirittura inesistenti, di questi atti anche provocatori, di questi danneggiamenti. Perché? Perché c'è qualcuno che li segue, ed è la famiglia, la scuola e l'amministratore, e da qua non ci piove. Questi sono i risultati, o sbaglio, Sindaco? No, non sbaglia, prima di tutto la famiglia. Ci deve essere sempre alle spalle la famiglia. Anch'io sono genitore e qualche volta quando ai ragazzi si fanno le raccomandazioni, tante volte sembra a noi che vadano perse, invece no, i ragazzi assimilano. E poi quando c'è la necessità di ricordarsi quanto hanno detto i genitori, lo mettono subito in atto. E poi sicuramente c'è la scuola, c'è anche l'amministrazione che cerca di coinvolgere i ragazzi, le famiglie. Anche noi abbiamo qualche ragazzo, anche qui a San Pietro di Feretto, che purtroppo non è seguito dalla famiglia, ed è difficile poi coinvolgerlo in attività di gruppo. Però insomma proviamo a farlo, cerchiamo di identificare quali sono questi ragazzi e in qualche modo cerchiamo di coinvolgerli. Poi non ci si riesce con tutti, per forza di cose, però insomma noi ce la mettiamo tutta.
Però le antenne ci sono, si controlla, si guarda, si monitora ed è già molto importante questo. Ecco, io con la Presidente Prodai vorrei capire anche questo, quanto importante è anche quando voi vi confrontate con le scuole, con gli amministratori e con i giovani, quello che diceva giustamente il sindaco Rizzo, loro sono spugne, assimilano, sanno cosa interessa e cosa non interessa a loro. Ecco, la donazione com'è? Quando voi vi confrontate con questi ragazzi? E noi siamo molto attivi nelle scuole di tutto il Veneto, passiamo dalle scuole elementari fino alle scuole superiori ovviamente. I ragazzi sono molto attenti, stanno molto attenti, ovviamente c'è di tutto come diceva giustamente il sindaco, no? Però vedo che se ben coinvolti i giovani ci sono, devono essere motivati, dobbiamo anche dare loro una possibilità di mettersi in gioco anche all'interno di Avis, non solo con la donazione ma far parte anche di vari consigli. È ovvio che questi giovani devono essere anche formati, non è che possiamo dire venite nel consiglio di Avis regionale e arrangiatevi. Dobbiamo comunque fare scuola anche in questo, far capire cosa vuol dire essere un donatore, cosa vuol dire essere una persona attiva all'interno della società. Io penso che, come avete detto voi prima, sia il sindaco che tu Mirella, la famiglia, la comunità, ma anche le amministrazioni. Io vedo delle amministrazioni molto sensibili come è la sindaca Rizzo e la ringrazio veramente di questo, perché anche un'associazione come la nostra, che è molto capillare nel territorio, avere insieme le amministrazioni comunali è fondamentale, è primario, perché comunque si dà una immagine di coesione innanzitutto e un'immagine veramente di correttezza nei confronti dell'altro. La disponibilità verso l'altro è indispensabile, sia da parte di volontari, chi ha scelto di fare del proprio volontariato o il dono del sangue e del plasma, ma anche un dono di educazione e rispetto verso l'altro, e le amministrazioni questo lo devono capire, ma lo stanno capendo e ci sono molto vicine. E io ringrazio ovviamente la sindaco Rizzo, che qua tramite lei ringrazio tutte le amministrazioni comunali che ci sono. Ripeto, i giovani devono essere comunque coinvolti, devono essere accettati anche nei loro sbagli, perché comunque io penso che nessuno di noi possa dire di non aver mai sbagliato, perché comunque negli sbagli si impara anche a vivere meglio e avere un confronto con l'altro molto più attivo. Allora sindaco, prima si parlava anche con gli ospiti precedenti di questa accoglienza che vi riguarda tutti i sindaci, abbiamo dei numeri che veramente con questa accoglienza diffusa, se ne parla proprio in questi giorni, specialmente ieri, con una Lega anche divisa, ma che bisogna dare risposta al territorio. Possiamo mettere sempre la polvere sotto il tappeto, dobbiamo tirare fuori il problema e cercare di dare delle soluzioni. Io ho avuto la dottoressa Tonel, psicologa, che lei ha vissuto in prima persona cosa vuol dire essere all'interno di un hub, vedere la violenza, non saper dare risposte, ma giustamente come diceva lei sono anni che ne parliamo ma siamo sempre al punto di partenza. Questi prefetti che poi coinvolgono i sindaci in prima persona e questi sindaci delle volte che anche loro non sanno come fare. Ecco, cos'è che la preoccupa di più, sindaco Rizzo? No, mi preoccupa perché tante volte siamo lasciati soli, no, in questa cosa. Ci manca un qualcosa di base, no? Una legge di base che anche noi, che dobbiamo poi alla fine magari ospitarli, avere delle leggi che ci tutelano, delle leggi che anche che ci finanziano, perché io ho un piccolo comune di 5.000 anime, non ho grosse risorse, pertanto ospitare significa anche poi rendere a queste persone una vita dignitosa, no? Pertanto ha un costo anche per l'amministrazione. Perciò ci serve proprio qualcosa che di base, delle leggi che ci tutelano e tutelano anche queste persone, perché giustamente adesso, per carità, non possiamo lasciarle in una strada, arrivano e in qualche modo bisogna gestirle. Però ci vuole appunto non dare il problema, lasciare il problema agli amministratori, ma anche insieme cercare di risolverlo. Ecco perché mi sembra di aver capito che in questi giorni invece vengono lasciati in una panchina
e poi l'amministrazione deve risolvere il problema. Non è così che si fa, si deve fare un piano condiviso con tutti in modo di poter assistere e accogliere queste persone in modo dignitoso. Senta, Sindaco Rizzo, ci spieghi un po' questo paese, San Pietro di Feletto, come vedi il diverso? Perché io ricevo molte telefonate, ho paura, sono spacciatori, sono delinquenti, non li vogliamo. Ecco, io penso che anche da parte dell'amministratore sia un percorso culturale da fare, ecco, specialmente su una popolazione che non ha capito bene, perché non viene spiegato bene cosa vuol dire accoglienza, cosa vuol dire integrazione, cosa vuol dire inclusività. Prego, Sindaco. Certo, la non conoscenza, non conoscere lo straniero, la persona straniera, fa sì che tutti hanno paura, no, di questo. Bisogna far conoscere. Io oltretutto ho anche un alto numero di cittadini anziani, no, che hanno una certa età, su quei 60 anni ne ho tantissimi, hanno una cultura magari diversa rispetto magari a noi che siamo un po' più giovani. Ed è questo la paura che loro hanno, non conoscono, perciò quando vedono la persona straniera subito la identificano, no? Come persona che fa del male. E invece non è così, però bisogna far conoscere, bisogna culturalmente far fare quel passo ai nostri cittadini in modo di accogliere in qualche maniera anche la persona straniera, no? E di cercare in qualche modo di integrarla nelle nostre attività, nelle nostre quotidianità, nella nostra vita. Purtroppo ci sono e in qualche modo bisogna gestirli. E questo è il compito dell'amministratore, non c'è niente da fare, con i servizi sociali, con dei servizi sociali che funzionano e che diano delle risposte adeguate, perché questo è quello che abbiamo bisogno. Quello che non conosce invece colore o distinzione è la donazione. Ecco, la donazione che veramente molti stranieri fanno, di sicuro il sangue è rosso per tutti, penso, ecco, penso no, perché qualcuno può pensare addirittura ormai che il sangue non è neanche più rosso per certe persone, perché in base a quello che si sente delle volte mi vengono anche dei dubbi, perché c'è qualcosa che non gira più nella maniera giusta. Ecco, invece l'importanza della donazione e cosa ci racconta Wanda Pradal, ecco, di queste donazioni, questi stranieri che donano, ecco, e che fanno del bene. Ci sono donatori anche che non sono, ovviamente sono europei e anche non europei, insomma, perché comunque tutti ci ammaliamo purtroppo e di conseguenza c'è anche necessità di avere queste persone che possono donare e si sono avvicinate. Prima il sindaco diceva, e anche Mirella, la non conoscenza fa paura, ed è vero. Io penso che bisogna formare anche le nostre comunità, le nostre persone storiche, le nostre persone che abitano l'Italia, il nostro Veneto da tempo. Dobbiamo capire che questa è una necessità, accogliere anche l'altro, il diverso lo chiamiamo, che poi il diverso lo siamo tutti nei confronti di ognuno, no? Io penso che all'interno delle nostre comunità queste persone devono avere una vita dignitosa come l'abbiamo avuto noi quando siamo dovuti andare all'estero. Chiaro che è una cosa, un problema grosso, un problema che comunque, come diceva il sindaco, tutti insieme dobbiamo risolvere. Per quanto riguarda Avis, noi li accogliamo veramente con molta felicità quando si avvicinano alla nostra donazione, e ne abbiamo parecchi e spero che ce ne siano ancora, perché nel momento in cui noi abbiamo una cosa importante, doniamo qualcosa di noi a chi lo riceve, a chi ne ha necessità. Dobbiamo anche fare questo e voler bene anche a tutte le persone, perché comunque il sangue non ha colore, la dignità deve avere un unico colore nei confronti di tutti, e penso che questo sia un messaggio che anche Avis dia a queste comunità. Il problema esiste e stanno arrivando parecchie persone, perché leggiamo tutti i nostri giornali. Dobbiamo insieme accoglierli con dignità, assolutamente. Allora, sindaco, quello che traspare
è che i giovani, ma anche i bambini, io ho un banco solidale perciò ne so qualcosa, quando arrivano, anche se non si conoscono, giocano assieme, anche se non parlano la lingua riescono a capirsi. Ecco, il gioco è fondamentale, l'unione è fondamentale. La prima cosa che vedo che fanno è il girotondo. Il primo gioco che fanno è il famoso girotondo. Siamo nel 2023, ma vi posso assicurare che è proprio il gioco che veramente più unisce questi bambini che si prendono per mano, che non conoscono il colore diverso, ma soprattutto le fragilità. Questi bambini che la vedono in maniera diversa. Io porgo sempre l'esempio di Fulvio Marotto, che fa parte dei veneti schiacciati dalla crisi del direttivo, che è un uomo, come dico spesso, che è stato colpito come Bebe Vio, perciò senza gambe, senza mani, senza naso. E quando questa bambina si è avvicinata e gli ha detto: ma come mai tu non hai tutte le dita che ho io? Ma come mai ti mancano tutte le dita? E lui gli ha risposto: guarda che sei tu che ne hai troppe. Questa bambina ha guardato la sua mano e ha detto: sai che forse hai ragione, forse ne ho troppe io. Ma non lo vedevano come una cosa da non vedere, da aver paura, la vedevano come una cosa da conoscere. La domanda è stata questa: perché tu hai poche dita e io ne ho tante? Forse anche questo è l'inclusività che non abbiamo fatto fino adesso, che abbiamo visto il diverso con occhi noi diversi, nel senso che abbiamo chiamato per anni le persone diversamente fragili mongoloidi, poi handicappati, poi disabili, poi diversamente abili. Io li chiamo semplicemente diversamente agili perché si muovono in maniera diversa, non li abbiamo mai chiamati per nome, li abbiamo ghettizzati, o sbaglio, Sindaco? No, è vero, ma siamo stati noi purtroppo. Io conto molto sulle nuove generazioni, perché saranno quelle che un po' alla volta non vedranno più le differenze. Noi purtroppo ancora le vediamo, no? Perché abbiamo avuto una cultura diversa, perché abbiamo avuto un insegnamento diverso. Ma io vedo già sulle nuove generazioni, dobbiamo avere pazienza, deve passare più di una generazione, ma sono convinta che le nuove generazioni un po' alla volta vedranno le persone tutte uguali. Ed è lì, magari arrivassimo a quello in breve, ma è lì che dobbiamo arrivare. E conto molto sui bambini. Come diceva lei, i bambini non vedono le differenze, non le vedono, ed è lì che dobbiamo arrivare un po' alla volta e cercare appunto di integrarci e di convivere tutti insieme con le nostre, per carità, con i nostri modi di fare, con le nostre culture, con le nostre, però cominciare a vivere insieme e rispettare l'altro, perché la base è proprio il rispetto. È sempre quello, andiamo sempre a finire lì. Ma questo potrebbe essere fatto, Sindaco, investendo, ad esempio investendo su questi percorsi, specialmente d'estate, quando molti bambini non hanno la possibilità di andare in ferie, perché sembra che tutti vadano in ferie al mare, in montagna, tutto pieno. Non è così, ve lo posso assicurare. Questi centri estivi che delle volte smettono troppo presto, solo fino a luglio, perché dopo agosto vanno tutti in ferie, cosa assolutamente vera, ma soprattutto i ragazzi più grandi, iniziare ad accogliere i bambini più piccoli, ecco, come una volta, a giocare con loro, insegnare, responsabilizzarli. Io penso che dobbiamo fare questo, responsabilizzarli di più e fare che questi centri estivi siano anche gratuiti in qualche maniera. Ecco, i comuni stanno mettendoci veramente di tutto e di più, però fanno fatica perché avete la coperta corta, non è facile neppure per voi, però io sono convinta, visto che c'è questa unione di sindaci, che questa sia la strada giusta da percorrere. Ecco, investire nei bambini, nei giovani, nei ragazzi. Io porto sempre l'esempio di quella docente che ho avuto ospite, che ha detto: guardate che stiamo riempiendo i bambini da 1 a 10 anni di tutto e di più, dai 10 ai 20 ci dimentichiamo completamente di loro. Cosa offriamo? Ecco, cosa ci dice, Sindaco? No, noi facciamo proprio questo. Noi abbiamo, ad esempio, 3 tipi di GREST nel nostro territorio, quello comunale, e poi abbiamo 2 scuole materne che fanno a loro volta il GREST, e vengono coinvolti proprio i ragazzi dalla terza media in poi, che sono gli animatori del GREST. Perciò le assicuro che è bellissimo vederli, perché sono ragazzini di 15, 16, 17 anni che si prendono cura dei bambini da 0 a 6 anni, anche nelle scuole materne e nel nido.
ed è bellissimo vedere questo, ma è lì che dobbiamo puntare. E come dice lei, responsabilizzarli è la cosa migliore, perché loro veramente quando si sentono utili e fanno questo, passano questi giorni, queste settimane, e poi è un'esperienza che se la ricordano, perché poi se la ricordano tutti anche quando sono più grandicelli, ma sono esperienze veramente che a loro fanno bene e si sentono responsabili e riescono insomma a fare questo, a metterci anche del loro, perché organizzano giochi, organizzano, come diceva lei, anche giochi semplici, però è anche un modo per portare avanti questi giochi, queste tradizioni di una volta. Ma sono veramente belli da vedere, perché tutti insieme, quelli di quell'età, i piccolini, veramente è una cosa bella. E non solo, anche negli eventi che noi facciamo nel territorio, che succede anche in moltissimi altri comuni, i ragazzini di quell'età vengono coinvolti anche nell'aiutare, no? A fare le feste paesane, a organizzare, a portare in tavola. Si ricorda il sindaco tempo fa che era stato addirittura ventilato, che era sfruttamento di minori, molte sagre hanno tolto i bambini perché si parlava ma vi rendete conto a che livelli veramente siamo arrivati? Perché è successo questo, ricordatelo. Allora andiamo a vedere queste donazioni Avis e poi lo commentiamo con la presidente Wanda Pradal. Andiamo a vedere. Hanno donato, ricevuto o svolto attività di volontariato. Sono 40 i protagonisti dei 9 video del progetto All of Me e Coral Story, video che propongono uno spaccato concreto di tante storie di solidarietà nel nostro territorio. Filo conduttore è quello di sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue, organi, tessuti. Capofila del progetto, finanziato dalla Regione Veneto, l'Avis, con la collaborazione delle aziende sanitarie e numerose associazioni. All'interno di questo progetto, che è finanziato dalla Regione Veneto, abbiamo visto diverse figure di donatori, di volontari, di riceventi, e questo è il bello di questo progetto. Mettendolo insieme, ognuno di loro ha espresso la loro esperienza all'interno di questo volontariato. L'uso del video e la realizzazione di filmati emozionali consente di valorizzare i giovani talenti, ma anche rivolgersi e seminare la cultura del dono, soprattutto tra i ragazzi. Toccanti esperienze personali che sono diventate storie corali di dono, e così All of Me, con l'edizione 2023, ha puntato al coinvolgimento di un gruppo di testimonial del dono che si sono messi in gioco, aderendo al percorso teorico sulla comunicazione e il digitale, per poi cimentarsi nella realizzazione pratica del filmato. Ho cercato di cogliere anche quello che le persone all'interno di questi video volevano dire. Hanno dato molta emozione e sono video che sono facilmente esportabili, nel senso portarli nelle scuole, nelle attività con i giovani. Penso che questo progetto dia molto alla comunità. I video verranno presentati il 21 luglio al Lago Film Festival e a settembre alla Mostra del Cinema di Venezia. Donatori di sangue e plasma chiamati al cellulare, nuovi donatori rintracciati attraverso messaggi come questo. L'Avis corre ai ripari dopo il calo fisiologico di donazioni post-Covid e in vista dell'estate con una campagna a tappeto, perché non è permesso restare senza sangue. Ci sono dei donatori che per motivi di salute, per motivi di raggiungimento di età in cui non possono donare, che magari vengono meno. Di conseguenza abbiamo bisogno di ampliare le nostre fila di donatori. Chi non lo è ancora donatore si ricordi che chi sta male ha bisogno di noi. 4 donazioni all'anno, questo è il limite oltre il quale non è possibile andare. Un trend che però è andato via via scemando negli ultimi anni. Ora chi dona lo fa 1, massimo 2 volte l'anno. Anche per questo le sacche che arrivano al centro trasfusioni sono di meno. Non c'è più lo storico donatore che donava 4 volte all'anno i globuli rossi, il sangue intero. Di conseguenza dobbiamo ampliare le file anche per questo motivo. La società è cambiata e anche nella donazione sta cambiando qualche cosa. La ricerca oggi si allarga ai giovani, nuovi donatori che consentano di sopperire alla richiesta delle sale operatorie. Salvavita come gli emoderivati, farmaci prodotti dal plasma sono fondamentali per persone affette da patologie sempre meno rare. Plasma che il nostro paese importava anche dagli Stati Uniti, oggi non più autosufficienti. Di conseguenza dobbiamo essere noi autosufficienti, fare in modo che il plasma non venga a mancare. Ci sono
delle malattie particolari che non menziono perché ce n'è più di una, che hanno necessità giornalmente di avere i plasma derivati, altrimenti non hanno una qualità di vita accettabile per un essere umano. Di conseguenza dobbiamo assolutamente donare il plasma. Allora, Presidente Pradal, abbiamo visto questi due servizi, donazione Avis e Avis chiama a casa, che danno proprio il senso, il concetto della donazione e anche e soprattutto la prevenzione che state facendo, perché voi state facendo prevenzione, prego. Direi proprio di sì. Allora, in tutto il Veneto ormai ci siamo attivati che il donatore viene chiamato a casa e si prenota la donazione con questa telefonata. È fondamentale la chiamata perché così il donatore si sente anche utile e interessante, perché poi nel momento in cui viene chiamato dice hanno chiamato me e io devo fare la mia parte, no? E questo è importante. È importante in questo momento chiamare sì i donatori ma anche sensibilizzarli sul discorso del plasma. Il plasma in questo momento sta diventando per noi un punto di forza, nel senso che dobbiamo continuare a donare il plasma per diventare autosufficienti. Con il plasma si ricavano gli emoderivati che sono dei salvavita per tutti i nostri ammalati. Noi abbiamo delle malattie incredibili che anche l'altro giorno abbiamo fatto un convegno, non tutti conoscono. Sono delle persone che quotidianamente hanno necessità di avere questi salvavita, altrimenti non avrebbero una vita, ma non solo una vita, ma potrebbero anche abbandonare la vita. Di conseguenza gli Stati Uniti, dove noi ci fornivamo per la mancanza di plasma, di emoderivati, anche loro non sono più autosufficienti, di conseguenza noi dobbiamo esserlo per continuare a farlo. È vero che facciamo prevenzione e questo mi viene da dire che anche i nostri governatori, appunto devono tenerne conto, nel senso che facendo prevenzione abbiamo dei cittadini più sani che hanno meno necessità della sanità. Di conseguenza è una cosa che facciamo in più rispetto, ma ovviamente per donare uno deve star bene. Di conseguenza la prevenzione è fondamentale e ripeto, nei vari conteggi dovrebbero tener conto che Avis sta facendo anche questo, sta facendo dei cittadini più sani, dei cittadini più sensibili a uno stile di vita corretto, il bere sì, perché non è che siamo degli eroi, l'abbiamo detto in tutte le salse, non siamo eroi, siamo persone comuni ma che hanno una sensibilità verso l'altro, il bicchiere di vino, la birra ci sta, ma senza esagerare, noi siamo portatori sani di attività verso l'altro. Allora, Sindaco Rizzo, la prevenzione dobbiamo iniziare a farla proprio nelle scuole, con i ragazzi, con i bambini, loro capiscono l'importanza. Ecco, anche qua culturalmente siamo stati chiusi per anni, io è da poco che ho queste associazioni che vengono a parlare, io li invito tutti, come la Presidente sa, ho cercato anche di unirle, ma ci sono tanti campanili, purtroppo è un paese che vive ancora di campanili, ci conosciamo poco anche tra associazioni, siamo 6.000 associazioni ma non ci conosciamo tutte, non riusciamo ad arrivare al bisogno. Ecco, bisogna fare prevenzione su questo. Prego, Sindaco. Sicuramente bisogna fare prevenzione. Lei mi ha parlato di associazioni adesso e le dico che è tanto difficile far lavorare insieme le associazioni, ma noi ci siamo riusciti qualche volta. Perché tutti insieme, come si diceva prima, si riescono a fare determinate cose. La prevenzione sicuramente, sulle scuole bisogna cominciare veramente a fare prevenzione. Adesso stiamo parlando di donazione del sangue e le assicuro che questo è il più bel dono che si possa fare. Io sono sincera, non ho mai donato per motivi di salute, non l'ho potuto fare. Però io noto che i ragazzi, se anche qui sensibilizzati, riescono a fare. Noto però, e qui bisogna secondo me puntare molto sui ragazzi, che uno dei motivi perché fermano il ragazzo nella donazione è la paura del lago. Sarà una cosa banale, però su questo noi dobbiamo puntare e dobbiamo far capire ai ragazzi che questo è un limite superabile. Ecco, non possiamo fermarci di fronte a questo. Perciò prevenzione sicuramente nelle scuole. È vero, però è anche vero che questo dialogo deve continuare in famiglia.
Io vedo che se i genitori dialogano con i loro figli, alla fine se succede qualcosa questo genitore sa cosa avrebbe voluto suo figlio, perché hanno parlato, hanno dialogato. È troppo facile delegare tutto alla scuola o all'associazionismo. Già iniziare dalle famiglie, i genitori che facciano i genitori, non ci sono, non sentono, non ascoltano più. Ce ne sono di bravi, ma noi dobbiamo arrivare a quelli non bravi, perché poi le conseguenze le pagano questi bambini, questi ragazzi che, ecco, che non hanno punti di riferimento. Wanda. Sì, penso che l'esempio sia fondamentale ed è primario. In una famiglia dove i genitori sono già donatori è più facile che il giovane possa avvicinarsi a questo dono. Assolutamente è necessario. Io ripeto che anche fra i giovani, se tu riesci a far arrivare un giovane in Avis, io sono certissima che ne arrivano altri 10, altri 20, perché ognuno di loro poi racconta la propria storia. Abbiamo visto prima il filmato del progetto che è stato finanziato dalla Regione Veneto, All of Me. È stato un progetto bellissimo, è stato un progetto che ha visto insieme, il capofila è Avis Veneto e io ne sono veramente orgogliosa anche di dirlo, e abbiamo messo insieme tante associazioni del dono, perché la difficoltà che si diceva prima è superabile se tutti lo vogliamo insieme. All'interno di questo progetto ci sono l'Avis ovviamente, c'è la FIDAS, c'è l'ATMO, c'è l'ATL, insomma ce ne sono tante. Poi hanno partecipato anche le amministrazioni comunali, le aziende sanitarie. Sono stati messi insieme giovani di tutte le età, dai 18 ai 35 anni, hanno fatto 9 film che, ve lo dico e vi ripeto, andate a vederli anche su YouTube, meritano di essere visti. Hanno fatto questi filmati che non mi aspettavo un buon lavoro così, ma per il messaggio che stanno dando, e sono stati messi assieme appunto giovani di diverse associazioni e hanno dato il meglio di sé. Questo vuol dire che se lasciamo lavorare loro in autonomia riescono a fare cose e mandare dei messaggi importanti a tutti. Io sono veramente orgogliosa di dire questa cosa, perché questo progetto ci ha visto veramente coinvolti, e il fatto di stare insieme con altre associazioni è ancora la cosa che più mi fa piacere. Il fatto che poi anche venga presentato all'Ago Film Fest, che è un evento molto importante, e che per tutta la durata di questo evento pubblicheranno questi video che sono loro che l'hanno fatto, i ragazzi, i giovani, e poi presentato anche al Cinema di Venezia. Penso che sia una delle cose che merita a loro l'orgoglio anche per loro. Allora io direi, assieme al sindaco Maria Assunta Rizzo, sindaco San Pietro di Feletto, di iniziare magari l'autunno con le scuole, di proiettare questi video, ecco, anche nel dopo scuola, non per forza deve essere all'interno delle ore scolastiche, ma nel dopo scuola, perché sono video importanti. Solo con questo riusciamo a raggiungere questi ragazzi, poi veramente anche a portarli in queste sedi, vedere, ecco, che anche la paura del lago diviene meno magari, perché è una cosa veramente psicologica, perché siamo nati così, ecco, siamo stati tutti bambini e i bambini sono quelli che eravamo noi una volta. Perciò io spero che si faccia questo. Grazie a Wanda Pradal, presidente regionale Avis Veneto, grazie a Maria Assunta Rizzo, sindaco di San Pietro di Feletto, primo mandato civica. Grazie, la posta di Mirella. Grazie, vi saluto, grazie.